Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo sabato 11 giugno per darvi tutti gli aggiornamenti sul fronte della cronaca, dell'attualità e della politica, soprattutto della cronaca, perché ci sono tantissimi fatti, tutti tra l'altro in evoluzione, quindi tante cose le apprenderemo proprio in diretta. Comincio con la prima notizia, andiamo nel bellunese, perché i vigili del fuoco del distaccamento di Santo Stefano di Cadore sono intervenuti questa mattina per l'incendio di un camper parcheggiato in una piazzola di sosta sulla strada per Palù San Marco nel territorio proprio di Auronzo di Cadore. Arrivati sul posto si sono accorti che all'interno del veicolo c'era un uomo che probabilmente stava dormendo ed è morto carbonizzato. Il fuoco è stato spento, ma il camper è andato completamente distrutto. Possiamo dirvi che con ogni probabilità si tratta di un turista residente da fuori provincia, anche se non ci sono ancora le generalità, le indagini sono in corso. Come vi dicevo, quindi sul posto ci sono ancora i vigili del fuoco del distaccamento di Santo Stefano di Cadore che sono intervenuti. Tra l'altro si stanno recando anche sul posto i colleghi Fabio Fioravanzi e Stefano Bozzi. C'è poi un'altra importantissima notizia, perché lo possiamo vedere anche dall'arresto del Carlino online, è stato ritrovato l'elicottero scomparso o comunque la zona dove è interessata dallo schianto. Un cratere con detriti compatibili con il velivolo è stato avvistato poco distante dal rifugio Battisti sul monte Cusna. Tra l'altro lo avete visto proprio il resto del Carlino, in questo momento dice che pare ci siano superstiti. È una notizia che non è esclusa dal soccorso alpino. Ecco, secondo le prime indiscrezioni, cita per l'appunto l'arresto del Carlino arrivate dai soccorritori, non è escluso ci siano superstiti. Quindi diciamo che questa mattina è scattato il terzo giorno di ricerche e ci siamo, quindi vedremo proprio nei prossimi minuti come evolverà questa vicenda che sta tenendo con il fiato sospeso tantissime comunità, tantissime famiglie. E vi ricordo che c'è tanta preoccupazione soprattutto in Veneto per il pilota, il 33enne Corrado Levorin di Polverara nel Padovano, un pilota esperto, così tutti lo hanno descritto in questi giorni, tra l'altro una persona molto appassionata e attaccata alla propria comunità. Queste le parole anche del sindaco di Polverara. Insomma, staremo a vedere nei prossimi minuti. Comunque è stata individuata la zona con questo cratere. A lanciare l'allarme poche ore fa di fatto un escursionista che si trovava nella zona del Monte Cusna, quindi siamo sulla cima dell'Appennino reggiano. Ovviamente vi terremo aggiornati su tutto. E poi c'è la tragedia, l'ennesimo femminicidio in Veneto, dopo i fatti inquietanti, drammatici, tragici di Vicenza di mercoledì. Ieri pomeriggio un femminicidio si è registrato a Fossalta di Porto Gruaro. L'ha soffocata con un cuscino in preda a un raptus nel letto dell'abitazione che condividevano il primo piano di una villetta in centro al paese. Poi è andato in bagno, ha preso un taglierino e si è sgozzato davanti allo specchio, un taglio netto che non gli ha lasciato scampo. Mentre stava morendo, tra l'altro dissanguato, Giuseppe Santarosa, 55 anni, questo il nome del killer, è riuscito a trascinarsi fino in camera dove giaceva la moglie Lorena Puppo, 50 anni, ormai priva di vita, e cadere riverso a terra ai piedi del letto battendo la testa. È questa la scena che la nipote si è trovata davanti ieri pomeriggio alle 15, quando ha aperto la porta di casa. Un lago di sangue, una lunga scia tra il bagno e la camera
da letto. Dicevamo, l'ennesimo femminicidio che si è consumato in Veneto, a Fossalta di Portogruaro, un paese tranquillo, una coppia tranquilla, così è stata descritta da tutti i vicini di casa, non avevano figli e lui era un vigilante della ditta San Marco Gas di Portogruaro, ma non aveva l'uso della pistola. Lei invece faceva le pulizie in un'azienda della zona. Particolare che sta emergendo in queste ore, confermato da diversi testimoni: ieri la coppia era andata a fare la spesa al supermercato insieme, cosa che in genere non accadeva. Il movente più probabile allo stato attuale è quello della gelosia. Fondamentale per la ricostruzione del fatto, della scena del crimine, come detto, è stata la testimonianza di una nipote che ha visto per prima la scena straziante. Dalle prime informazioni la coppia per l'appunto non avrebbe mai dato segni di dissidi o di violenze. Ma adesso andiamo per l'appunto a Fossalta di Portogruaro. Ieri sul posto c'erano le nostre Daniela Sizia e Nicoletta Rizzetto, che hanno raccolto testimonianze molto importanti. Partiamo dalla voce delle forze dell'ordine. Il marito non era detentore di armi da fuoco, 2 persone incensurate, una famiglia normalissima e tranquillissima. Diciamo che è un fatto inaspettato. La dinamica è ancora in corso di aggiornamento. C'è un movente possibile? Questo è tutto ancora in corso di attività e stiamo capendo per quale sia stato il motivo. Più o meno? Nel primo pomeriggio. Verso le 2, 3? Tra le 2 e le 3 questo potrebbe essere l'orario. Che mi fosse caduto il mondo addosso, impensabile. Era tranquilla? Tutti e 2 si amavano, non so cosa può essere successo. Ma lei si è fatto un'idea? Quanti anni con lei? Più di 15 anni. Più di 15 anni, quindi la conosceva bene? Sì, madonna. Com'era come persona? A Stiago, Com'era come persona? tranquilla. Aveva la Lola, un cagnolino lì che era come un bambino per loro. Non so adesso cosa farà. Ma lei ha detto di un marito che potesse pensare un po' violento, del genere? Geppo era un pezzo di pane, proprio un pezzo di pane. Non so, non immaginabile. Hanno mai detto che aveva un problema? Hanno venduto la casa a Stiago lì e i soldi ne avevano in banca. Era venuta oggi al lavoro? Penso di sì, stamattina. Domani mattina doveva andare, adesso devo andare a prendere le chiavi perché sennò come facciamo? Lei c'ha il marsupio con tutte le chiavi che deve fare, no? L'hanno chiamata, che cosa le hanno detto? E mi ha chiamato il ragazzo qua che abita di fronte dicendomi sta brutta cosa qua. Lei lavora con lui? Sì. Quindi a San Marco? La San Marco Gas. Com'è? Tranquillo. Sì. Ieri mattina l'ho vista, ero tranquillo. Mi dispiace anche che non doveva fare questi gesti qua. Ma è quella come guardia giurata, giusto? No, siamo come Vigilanti? vigilanza notturna all'incendio alla San Marco Gas a Somaga. È venuto, le ha detto qualcosa, aveva dei problemi? No, era tranquillo, tranquillissimo. Sorridente, tranquillissimo. Con non senza so. armi? Con o senza armi? Beh, senza arma là, non si possono usare armi perché c'è gas. Tranquillo, non le ha mai detto che aveva un problema? Sorridente, no, sono andato a trovarlo e lui faceva un doppio lavoro, faceva il meccanico anche. Faceva anche il meccanico? Meccanico, sì. Dove, sempre qua nella zona? A San Giorgio, a Tagliamento. Ma l'ho visto sorridente, abbiamo parlato un pochettino e poi sono andato via. Ma il doppio lavoro che aveva problemi di soldi, allora non so, magari... No, stava bene. Si è fatto un'idea di cosa può essere accaduto quindi? Non so se litigava con sua moglie, ogni tanto litigava con sua moglie, però non so che problemi avevano. Era geloso? No. Al momento che è successo pensavo qualche ragazzo sotto le macchine. Lei li ha mai visti litigare, sentiti litigare? Ma no signora, per carità. Posso dirle che non capisco neanche perché sia successo.
Si vedevano, insomma. Ci si vedeva, ci si dava il buongiorno, 2 chiacchiere perché avevamo il cagnolino, ma niente di più, guardi. Io posso dire 2 persone calme, tranquille, di una certa serenità che anche Mai, per noi... e mai le avete sentite litigare? O... No, lei so che è una persona che andava a fare pulizie con un'agenzia di pulizie, mi è capitato di vederla la mattina che saliva, che arrivava la sua collega, andavano via in macchina, che ritornava a casa. Ecco, queste le testimonianze raccolte da Daniela Sizia con Nicoletta Rizzetto a Fossalta di Portogruaro. Lo avete sentito, c'è dolore, c'è soprattutto sconcerto per questo fatto. C'è chi dice che era una coppia tranquilla, mentre l'uomo di prima che avete sentito poc'anzi ha confermato, forse ci sono stati dei litigi, si fa strada il movente della gelosia, ma poco dopo sul posto, ieri sera verso le 7, è arrivato anche il nipote di Giuseppe Santarosa, il giovane Ivan Bosco, che gestisce una stazione di servizio poco distante. Sentiamolo. Quando l'hai scoperto? Te l'hanno detto? Su un articolo su internet, tramite un cliente. Dov'è che hai il distributore? Prima dell'autostrada a Portogruaro. Che cosa ti hanno detto? No, se conoscevo la persona, ho detto no. Poi ho letto l'articolo e quando ho letto i nomi ci sono rimasto. Cioè lui Com'era era tuo zio? Sì. Fratello della mamma. Di tua mamma. Com'erano come coppia loro? Tranquilli, disponibili. C'era qualcosa che li turbava, problemi di sonno? No, nessuno, cioè loro non hanno mai parlato niente, cioè. Perché si cercava un possibile movente, capito? Una possibile motivazione. La casa era in affitto, che tu sappia. Sì, so che erano affittuari, cioè loro avevano l'affitto normalmente. Che avevano venduto la... No, non ci credo ancora. Vabbè. Così il nipote della coppia. Ritorniamo fra un attimo a occuparci di femminicidi e dei fatti di Vicenza, ma le notizie stanno confluendo proprio in questi istanti. ANSA delle 12.09 dà ulteriori dettagli riguardo l'elicottero scomparso e quindi le ricerche si stanno focalizzando in una zona. L'arresto del Carlino, lo avete visto poco fa con me, parla addirittura di ipotesi superstiti. Comunque un elicottero 139 HH139 del 157esimo stormo dell'aeronautica militare, fa sapere la prefettura di Modena, con una nota individuato alcuni rottami di un elicottero in un vallone sul crinale dell'Appennino modenese reggiano tra il rifugio Battisti e la località Segheria. Sul velivolo di soccorso, riferisce, erano presenti uomini del soccorso alpino e speleologico e uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza che si sono calati con un verricello. L'individuazione è stata possibile a seguito del rinvenimento di alcuni alberi bruciati e di alcuni resti metallici. Sul posto stanno convergendo tutte le forze a disposizione, sia a piedi che trasportate da elicotteri. Questo quindi l'aggiornamento di questi secondi. Vi dicevo, una settimana tragica sul fronte dei femminicidi, iniziata mercoledì con quel duplice femminicidio, poi suicidio a Vicenza, con protagonista quell'uomo che già aveva un curriculum delinquenziale di tutto rispetto, una cosa questa che sta aprendo un dibattito infinito anche da un punto di vista politico. Comunque vediamo quali sono le novità riguardo alle indagini con il corrispondente da Vicenza Inghilleri. Un vulcano silente, ma esplosivo, estremamente pericoloso. È il profilo che si sta delineando di Zlatan Vasiljevic, il killer che improvvisamente è scoppiato con cinica violenza, annientando la vita delle sue ex compagne, l'ex moglie Lidia e l'ex fidanzata Gabriella Serrano. Che fosse pericoloso Zlatan lo si sapeva da tempo. La Procura di Vicenza riferisce che dal 4 aprile del 2019 al 2 febbraio del 2021 per circa 2 anni era stato continuamente sottoposto a misure cautelari.
Il 2 luglio del 2020 era stato condannato a 1 anno e 10 mesi in primo grado per maltrattamenti e lesioni gravi e il giudice dell'udienza preliminare di Vicenza non aveva concesso la sospensione condizionale della pena, sostenendo che l'uomo, oltre all'abuso di alcol e alla protrazione dei maltrattamenti nei confronti di Lidia, aveva un sostrato culturale arretrato basato su una concezione del rapporto uomo-donna di tipo padronale e dominante che nemmeno l'avvio del procedimento penale aveva scardinato e ridimensionato. La relazione del servizio dipendenze dell'Ulsotto di Vicenza al termine di un periodo di trattamento terapeutico e rieducativo presso un'associazione aveva dato una valutazione finale positiva e il futuro killer, in secondo grado presso la Corte d'Appello di Venezia, aveva goduto di uno sconto di pena e della sospensione condizionale. Oggi, dopo la tragedia, il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, avrebbe chiesto ai suoi ispettori di avviare approfondimenti. Il primo passo dell'ispettorato, una volta aperto il fascicolo, a quanto risulta, sarà chiedere una relazione ai vertici degli uffici giudiziari. La procura fa sapere che l'ultima denuncia presentata dall'ex moglie Lidia risalirebbe al 19 marzo del 2019 e, dopo la sentenza d'appello, non sono più pervenute notizie di reato. Il dato concreto a disposizione delle autorità è che dal febbraio dello scorso anno, data in cui era stata emessa la sentenza d'appello che ne disponeva la liberazione condizionale, non sono più pervenute all'autorità denunce di ulteriori comportamenti illeciti da parte del soggetto. Ma Zlatan Vasiljevic era un vulcano pronto ad esplodere all'improvviso, come poi nei fatti è avvenuto. Adesso le indagini procedono per ricostruire non il perché di una tragedia che non ha logica, ma il come, la dinamica che ha portato alla mattanza. Sicuramente lo scopo è appunto quello di ricostruire tutta la vicenda nella sua dinamica e nella sua cronologia. Al vaglio degli investigatori anche una lettera anonima di avvertimento a Lidia, trovata nella cassetta della nuova abitazione che lei e il nuovo compagno stavano acquistando a Vicenza 3 giorni prima del duplice omicidio. Il testo sarebbe stato scritto in una calligrafia quasi incomprensibile e avrebbe contenuto un avvertimento a Lidia di non andare in giro, firmato una tua amica. Adesso gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini di videosorveglianza della zona dove Lidia è stata trovata morta. Ritengo che questo sia uno degli aspetti tecnici e investigativi che gli inquirenti stanno prendendo in esame. Quindi le indagini sono ovviamente in corso, ma mettiamo in fila sempre con Carlo Alberto Inghilleri i punti oscuri di tutta questa vicenda. Il silenzio dell'assassino, un silenzio cupo di morte con cui Zlatan Vasiljevic ha avvolto per sempre, portandoseli nella tomba tanti, troppi perché e anche qualche come. Perché è arrivato a una follia così cinica, spietata, violenta e come ha agito, con quale dinamica, da quanto pianificava il massacro. Non ci sono risposte. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica del duplice delitto per capire come il killer sia arrivato a distruggere la vita dell'ex moglie Lidia Milikovic e dell'ex compagna Gabriela Serrano, freddate con la stessa pistola, detenute illegalmente e, da quanto risulta, con matricola Brasa. Ma con sé Zlatan Vasiljevic aveva un arsenale che doveva aver messo insieme nel tempo. All'interno della vettura su cui è stato ritrovato morto, la polizia ha rinvenuto una seconda arma da fuoco di piccolo calibro con munizioni. E poi c'erano le granate e gli ordigni lanciati in 3 momenti diversi. Nella campagna, dopo aver crivellato di colpi l'ex moglie in via Vigolo, e ancora nello spartitraffico tra l'A4 e la tangenziale di Vicenza, vicino alla piazzola di Sosta, dove è stata ritrovata la vettura col suo carico di morte. E infine in A4, dove le schegge rilasciate dall'esplosione hanno danneggiato gravemente una macchina di passaggio, per fortuna senza ferire nessuno. Ma cosa voleva ottenere il killer? Voleva fare una strage innescando una serie di incidenti in autostrada? È come se le era procurate quelle granate di fabbricazione slava M52, lo stesso modello di quelle usate durante la guerra nell'ex Jugoslavia. Che piano aveva? Poteva fuggire? Avrebbe potuto provarci. Si trovava su una macchina coi finestrini scuri, non direttamente collegata a lui. Da quel che risulta sarebbe stata ancora intestata all'ex marito di Gabriela Serrano. Zlatan Vasiljevic avrebbe potuto tentare di raggiungere il confine per poi fuggire a piedi, provando a far perdere le sue tracce.
E invece all'interno dell'autovettura sono stati trovati gli esiti di un incendio procurato con del liquido infiammabile. Una serie di gesti, dal lancio delle granate al tentativo di dar fuoco all'auto prima di togliersi la vita, che difficilmente si collocano in un piano prestabilito. Voleva uccidere, questo è certo, aveva con sé delle armi, raccolte clandestinamente nel tempo per chissà quale scopo. Forse aveva già stabilito di fare la mattanza e quando ha iniziato il folle sterminio delle sue ex compagne probabilmente aveva anche già deciso di farla finita, di autoeliminarsi. Però aveva nascosto bene i suoi progetti di morte. Li aveva nascosti dentro a una quotidianità apparentemente tranquilla, dentro a un silenzio che è il silenzio dell'assassino. C'è il silenzio dell'assassino, parafrasando il collega Inghilleri, e c'è il dolore invece di chi resta, i figli, i parenti, gli amici delle due vittime. Potrebbero svolgersi già tra lunedì e martedì i funerali. Potrebbero venire celebrati tra lunedì e martedì della prossima settimana i funerali delle vittime e dell'autore del duplice femminicidio. Sono in corso da stamani le autopsie sui corpi di Lidia Milikovic, Gabriela Serrano e di Zlatan Vasilevic. Dopodiché il magistrato potrà dare il nulla osta alle esequie. La folle mattanza che ha sconvolto l'intera comunità vicentina e straziato l'attuale compagno di Lidia, presente ieri sera al momento di ricordo che si è svolto in Piazza dei Signori. È stata una tragedia annunciata, sì, perché si sapeva chi era, che persona era e cosa poteva fare. Di lei restano i ricordi, la vicinanza, la paura condivisa in questi anni, l'addio di quel giorno in cui insieme nel pomeriggio sarebbero andati a firmare le carte per il rogito, appuntamento a cui Lidia non è mai arrivata. Resta ora un mazzo di rose in via Vigolo, dove si sono interrotti i loro progetti. Si vive cercando di dare conforto, ma quando hai la paura nel cuore, quando hai la paura dentro, puoi dare tutto il conforto che vuoi, ma quella cosa dalla testa non ti uscirà mai. La giustizia dovrebbe fare di più. Come ho già detto, forse dovrebbero uscire un po' più dai loro schemi. L'abbraccio dell'amministrazione che per martedì ha convocato un consiglio comunale straordinario per far luce sul tema dei femminicidi, tema sul quale si interrogano le autorità, i sindacati, i vicentini che rivolgono il pensiero ai figli delle due vittime. Sono fatti gravi che hanno sconvolto tutta la nostra collettività. Certe cose non possono ancora accadere né ora né mai, mi ha colpito profondamente, ma per l'efferatezza della violenza con cui è stata perpetrata questa barbarie. E mi dispiace profondamente anche per i figli delle rispettive donne che sono state uccise. Per ricordare che comunque nell'umanità comunque la femminilità è presente anche negli uomini e quindi un uomo che uccide una donna ha già ucciso la sua femminilità. Ci ritroviamo sempre e comunque con il discorso della solidarietà quando il fatto è accaduto, mentre dovremmo mettere in atto cose preventive perché questi fatti non accadino più. E penso che siano delle situazioni che sono molto più vicine a noi, più di quanto si possa pensare. E ne parleremo diffusamente nel corso di questa prima edizione, tra l'altro anche con un parere qualificato, quello di Luca Pezzullo, che è presidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. C'è una spiegazione a questa escalation perché davvero non se ne vede una, da Vicenza a Portogruaro, davvero una scia di sangue. E veniamo alla cronaca del Trevigiano. A Breda di Piave ancora a caccia al pirata della strada che ieri pomeriggio ha investito un 57enne di Paesi in bicicletta, fuggendo poi senza prestare alcun soccorso. Si stringe il cerchio intorno all'automobilista che ieri pomeriggio ha investito un ciclista a Breda di Piave, lasciandolo a terra in gravissime condizioni e dandosi poi alla fuga. Gli agenti della Polizia Locale Intercomunale stanno compiendo tutte le indagini del caso. In mano hanno uno degli specchietti laterali della vettura che nel violento impatto col ciclista si è staccato. Nel tentativo di occultare l'accaduto, il pirata della strada potrebbe rivolgersi a carrozzerie o officine che in queste ore vengono passate al setaccio. E al vaglio sono anche
anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, pubbliche e private, così da verificare il passaggio di veicoli lungo la strada tra Breda e Varago di Maserada, quella in cui si è verificato il sinistro. Alcuni testimoni hanno inoltre già indirizzato i vigili verso un veicolo visto allontanarsi dalla zona nel frangente dell'incidente. L'alternativa auspicata dalle forze dell'ordine è che il responsabile dell'investimento si costituisca, evitando così l'arresto per omissione di soccorso. Il ciclista, un 57enne di paese, versa tuttora in condizioni molto serie e la prognosi è riservata. Insomma, condizioni gravissime e continuano le ricerche da parte delle forze dell'ordine, in particolare da parte della Polizia Locale di Breda di Piave e del suo comandante Riccardo Sutto. Come diceva Lina Paronetto, nel servizio si stanno scandagliando le telecamere della zona, sia quelle pubbliche che private. Queste le immagini che ci invia proprio in questo momento la collega Francesca Bozza, che è stata sul posto. Questa è la zona quindi dell'impatto, rivediamola, magari può essere utile per qualcuno per fare mente locale. Se ieri vi trovavate nella zona, avete visto qualcosa di sospetto, siamo in via del Vesco, quindi tra Breda di Piave, sostanzialmente a Breda di Piave e Maserada, questa la posizione sostanzialmente. Direi di andare avanti ancora con la cronaca e per un intervento sempre della Polizia Locale, ma stavolta nel Padovano, nella zona di Campo San Piero, per uno sfratto dove è stata trovata anche una donna clandestina. Occupavano abusivamente una casa sull'argine del Musona, a Campodarsego. 9 persone, tutte nigeriane, tra di loro 4 minori, sono stati scoperti dalla polizia locale, intervenuta insieme ai servizi sociali per dare esecuzione ad un'ordinanza di liberazione di un immobile pignorato emessa dal Tribunale Civile di Padova. Le 2 famiglie, gli agenti della polizia locale, hanno detto che pagavano un affitto mensile ad un connazionale per occupare l'immobile pignorato. Connazionale che, sempre a loro dire, era residente nella villetta, ma poi si era reso irreperibile trasferendosi all'estero. Tra le persone identificate c'era anche una 40enne nigeriana con il permesso di soggiorno scaduto da 2 anni. Ecco, così nel Padovano. Tra l'altro, sempre nel Padovano c'è un'altra storia di violenza sulle donne che arriva dalla città del Santo. È stato arrestato un 32enne romeno che per anni ha picchiato l'ex convivente. Per 4 anni ha picchiato, minacciato e insultato l'ex convivente, rendendole la vita un inferno. Gli agenti della questura di Padova hanno arrestato un 32enne rumeno in esecuzione di una sentenza della Procura della Repubblica del capoluogo Euganeo, che prevede 2 anni di reclusione per condotte violente nei confronti dell'ex convivente. Dal 2016 al 2020, infatti, l'uomo ha vessato fisicamente e psicologicamente la compagna. Le indagini hanno appurato come l'uomo picchiasse la donna e con prese violente la scagliasse contro mobili e mura di casa. Accecato dalla gelosia, l'uomo impediva alla compagna di uscire con le amiche, chiudendola in casa. Nell'estate del 2020 lei tentò di cacciarlo dall'abitazione, ritrovandoselo però davanti a casa nel cuore della notte, completamente ubriaco. L'uomo ha sfondato la porta gridando che avrebbe ammazzato tutti. Una situazione che sarebbe precipitata se non ci fosse stato il tempestivo intervento delle forze dell'ordine. Da qui il processo, la condanna e l'arresto, che arriva all'indomani di una vicenda come il duplice femminicidio di Vicenza, che ha scosso l'opinione pubblica. C'è una comunità sotto shock, quella di Oderzo. La notizia ve l'abbiamo data ieri sera. Il riscontro diagnostico sulla bimba di 4 mesi deceduta a Oderzo, effettuato ieri nel corso della giornata, ha confermato che si è trattato di morte improvvisa del lattante. Così l'ULSS 2 Marca Trevigiana sulla tragica vicenda che ha sconvolto l'intera comunità e tante famiglie. Lo scorso 8 giugno i genitori della piccola, disperati, avevano portato la figlia, nata il 10 febbraio scorso, priva di segni di vita, all'ospedale Opitergino. Nonostante le lunghe manovre di rianimazione da parte dell'anestesista e del pediatra, il cuore della piccola aveva smesso di battere. Ieri è arrivata la conferma di questa morte che è conosciuta anche come la morte in culla. Così quindi a Oderzo. Abbiamo ancora tanti aggiornamenti, tante storie da raccontarvi. Stanno confluendo
seguendo diverse notizie e dettagli anche dall'Appennino tosco-emiliano. Abbiamo detto è stata rinvenuta la zona dove è caduto l'elicottero. Tra l'altro posso anche già dirvi che c'è un video che potrebbe fare chiarezza, un breve filmato di pochi secondi, così riporta l'ANSA sempre in questi minuti, inviato via chat da uno dei 6 passeggeri a suo figlio, che documenterebbe il volo dell'elicottero nel mezzo di un violento temporale. Lo riporta la Gazzetta di Modena, precisando che per il momento il destinatario del filmato, il figlio di uno dei manager libanesi a bordo, diretti, lo ricordiamo, in un'azienda di Resana nel Trevigiano, non lo ha diffuso a fronte delle indagini in corso. A quanto appreso dal quotidiano locale, quindi dalla Gazzetta di Modena, nel video mandato verosimilmente prima del blackout che ha inghiottito l'elicottero, si vedrebbe il volo durante una tempesta, un dettaglio che, come altre tracce, è al vaglio delle forze impegnate nelle ricerche. Adesso c'è la pubblicità, ci rivediamo fra poco. Di nuovo in diretta anche per questo sabato 11 giugno. Vi abbiamo raccontato della tragedia di ieri a Fossalta di Portogruaro, l'ennesimo femminicidio in una settimana già difficilissima per il Veneto dopo i fatti di Vicenza. Vi abbiamo anche riferito di questo uomo carbonizzato trovato all'interno di un camper nella zona di Palus San Marco. Siamo in comune di Auronzo di Cadore, tra l'altro arriveranno fra pochi minuti sul posto anche i colleghi Stefano Bozzi e Fabio Fioravanzi, e poi c'è appunto la vicenda dell'elicottero scomparso ritrovato. Adesso il resto del Carlino dice non ci sono superstiti, pare che non ci siano superstiti, e resta il fatto che sono minuti, attimi concitati di ricerca per capire com'è la situazione. Il terzo giorno di ricerche sull'Appennino tosco emiliano per quello che è stato un mistero di fatto che ha tenuto con il fiato sospeso intere comunità e tante nazioni. Ci sono dei manager libanesi, ci sono dei manager turchi e c'è un pilota padovano 32enne di Polverara. Ovviamente la comunità è in ansia e si attendono notizie. Questa la situazione. E tra l'altro restiamo solo per un attimo sulla cronaca, poi andremo a Padova, la cronaca che ci porta a Torre di Mosto. Siamo nel veneziano, dove quella di ieri è stata una giornata tragica, perché una donna di 67 anni ha perso la vita in un incendio scoppiato nella sua abitazione. Erano circa le 10 quando in una palazzina in piazza Indipendenza, poco distante dal municipio di Torre di Mosto, è esploso un incendio che non ha lasciato scampo a una donna di 67 anni a causa delle inalazioni di monossido di carbonio. La donna, intrappolata, ha cercato di chiedere aiuto. Le sue grida sarebbero arrivate alle persone che si trovavano al mercato poco distante, e a quel punto il titolare di un banco di ortofrutta avrebbe dato l'allarme. I primi ad arrivare sul posto sono stati un agente della polizia locale e un carabiniere in congedo. Hanno sfondato la porta e portato fuori la donna, mentre nel frattempo arrivava l'ambulanza. Ma nonostante la tempestività non c'era più nulla da fare. I soccorritori del SUEM 118 hanno tentato di rianimarla, con esito sfavorevole. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco con 2 autopompe, 2 autobotti e 10 operatori che sono entrati nell'abitazione invasa dal fumo, spegnendo l'incendio. Messa in sicurezza la casa, il personale di polizia giudiziaria ha effettuato un primo sopralluogo per cercare di capire le cause dell'incendio, insieme ai carabinieri di San Stino di Livenza. Le operazioni sono terminate nel pomeriggio. Ecco, come vedete non sono giorni facili sul fronte della cronaca, però fortunatamente ci sono anche le buone notizie, ci sono gli eventi che danno respiro, ci sono momenti di fede e di condivisione. A Padova è tutto pronto per la grande festa di Sant'Antonio, e per fare il punto siamo collegati con Francesco Ratai e Federico Fusetti. Buongiorno Federico.
Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Guarda, si è concluso da poco un evento bellissimo qui sul Sagrato della Basilica, una processione, abbiamo, Francesco ha girato delle bellissime immagini che poi vedrete nei nostri notiziari, una processione arrivata da Genova con croci alte fino a 8 metri, bellissime, pesanti oltre 100 kg, che insomma la tradizione vuole siano utilizzate nelle processioni, soprattutto in Liguria, ma attraverso l'arcivescovo di Genova, Monsignor Tasca, questa tradizione è arrivata per la prima volta anche qui da noi. Abbiamo intercettato il signor Giovanni, che è uno proprio di quelli che portano la croce, vedete, ha proprio l'attrezzatura qui dove infilare il crocefisso e insomma credo che la fatica non sia poca, però ci dicevano anche i suoi colleghi è tutto un po' un gioco di squadra, di equilibri, quindi è veramente un qualcosa che riguarda tutta la comunità. Certo, i Cristi si portano in squadra e anche se i tratti sono fatti da una singola persona o i passaggi sono fatti da una singola persona, comunque ci aiutiamo a vicenda e ci aiutiamo anche nelle varie confraternite a seconda delle occasioni. Ho visto che qualcuno, voi fate magari qualche metro, poi cambiate, non si riesce da soli a fare tutto il tragitto ovviamente perché il peso è enorme. Sarebbe impossibile, solo oggi per fare questa processione certi Cristi avevano 6-7 portatori col crocco e 5-6 persone che muravano, che è il gesto del passaggio tra un portatore e l'altro. E siamo stati colpiti anche dal fatto che c'erano molti giovani, stanno imparando. Speriamo che continuino a esserci, è proprio il nostro problema, se i giovani continuano questa tradizione continua con loro. Di solito quando le portate queste croci? Le portiamo nelle feste della nostra Liguria, ogni festa di paese, ogni festa religiosa, soprattutto ogni paese ha la sua festa e quindi ci alterniamo da un posto all'altro della Liguria per fare festa e collaborare alla festa del paese. La prima volta a Padova, sicuramente non sarà l'ultima, ce l'ha detto anche Monsignor Tasca, che un po' l'emozione, anche l'orgoglio di essere qui. Certo, è stato un piacere anche aiutare il nostro arcivescovo in quelle che erano le sue intenzioni già da diversi mesi, aveva in testa, anche anni prima della pandemia aveva in testa questa cosa, ci ha fatto piacere aiutarlo perché meritava lui come persona e merita credo Padova come città. Signor Giovanni, grazie mille, buona giornata e buona festa del Santo, grazie, in bocca al lupo naturalmente. Ecco, dicevo poi le immagini, le vedremo in un secondo momento, davvero belle. Ecco, la giornata di oggi è iniziata come sempre in questa tredicina, cioè gli ultimi 13 giorni prima di lunedì, prima della festa del Santo, con tantissimi pellegrini. Francesco vi sta facendo vedere tantissimi anche adesso che stanno entrando in chiesa, dove è in corso la celebrazione proprio legata a questi ospiti genovesi che sono arrivati. Ci sarà un'altra messa alle 18, sempre celebrata dall'arcivescovo di Genova, poi domani insomma il penultimo giorno di attesa. Ci colpisce molto che si cominciano a sentire parlare tante lingue diverse, ormai pellegrini che arrivano davvero da tutto il mondo a migliaia per queste ultime ore, per questi ultimi giorni, e la città risponde perché anche lungo il tragitto della processione dei crocefissi dalla chiesa di Santa Giustina qui, per chi non è pratico, parliamo di circa 600-700 metri, tantissimi padovani che hanno voluto esserci, partecipare e vedere da vicino questa tradizione che è arrivata, diciamo così, anche a Padova, Cristian. Federico, sono immagini che fanno bene da tanti punti di vista. Dopo 2 anni di pandemia finalmente si festeggia a dovere Sant'Antonio, ma è anche un momento per ritrovarsi in maniera anche tra virgolette profana, consentimi questo termine, quindi è un evento che fa bene alla città da molti punti di vista. Certo, Sant'Antonio accoglie tutti ed è vicino a tutti, che siano credenti o meno. Ovviamente insomma la stragrande maggioranza sono persone che vengono qui perché hanno la fede e credono in Sant'Antonio. Ci sono comunque i controlli che devono esserci all'ingresso, c'è diciamo l'attenzione all'abbigliamento, l'attenzione comunque anche al distanziamento. È veramente un'organizzazione molto complicata, ma nello stesso tempo che scorre bene e che funziona diciamo
diciamo così, alla grande, anche dentro in chiesa non ci sono problemi di sovraffollamento, ma come dicevi fa bene alla città, fa bene a tutti, fa bene anche a chi vuole pregare, perché ovviamente questi crocifissi, queste messe, queste occasioni per chi crede sono ovviamente un grandissimo aiuto a pregare ancora di più Sant'Antonio, oltre al fatto che all'interno della basilica sono esposte delle reliquie aggiuntive rispetto a quelle solite, il cilicio e altre reliquie di Sant'Antonio, insomma, che sono a disposizione dei fedeli. E ricordiamo, Federico, che Rete Veneta, emittente del gruppo Media Nord-Est, lunedì trasmetterà in diretta l'intero evento per chi non potrà esserci dalle 5:30 del mattino. Esatto, saremo qui dalle 5:30, ci sarà molto da vedere, non è che ci sarà da annoiarsi, anzi, perché sarà veramente un evento dietro l'altro, ospiti importanti e anche quelli, diciamo, uno dietro l'altro fino al culmine della processione, terminata la messa del pomeriggio, insomma la grande processione per le vie del centro. Anche questa mancava tanto ai fedeli, ai pellegrini e anche ai padovani, e finalmente ritorna. Federico, grazie davvero, grazie a te e a Francesco Ratai, davvero buon lavoro. Ma la festa di Sant'Antonio non riguarda soltanto la città del Santo, ovviamente, non riguarda soltanto Padova, anche nell'Alta Padovana ci saranno iniziative come a Cittadella. La festa di Sant'Antonio esce dai confini di Padova e coinvolge anche molti comuni dell'Alta Padovana attraversati dal Frate nei suoi pellegrinaggi. A Cittadella per tutta la settimana si è ripetuta una celebrazione voluta dai frati minori conventuali e domenica ci sarà la messa solenne in Duomo alle 18:30, celebrata dal vescovo di Chioggia, Monsignor Adriano Tessarollo, e al termine della messa la statua di Sant'Antonio verrà portata in processione per le vie centrali di Cittadella. E al termine della messa la statua di Sant'Antonio verrà portata in processione per le vie centrali di Cittadella con numerose benedizioni lungo il percorso. Si partirà dal Duomo arrivando sul piazzale di San Francesco davanti al convento. Ecco dunque il fine settimana che attende Padova e i tanti fedeli. Tra l'altro, ecco, proprio in questo istante lo possiamo vedere, queste sono le immagini, non so se riusciamo a caricarle, ma comunque già si vede così la zona del cratere, immagini appena diffuse dal soccorso alpino e speleologico dell'Emilia Romagna. Questa è la zona sorvolata, questa è la zona dove è stato individuato l'elicottero partito appunto nei giorni scorsi, giovedì mattina dalla provincia di Lucca e diretto nell'azienda di Resana, un evento che doveva essere un evento di Bayer, un evento commerciale, un evento per far conoscere l'innovazione di un'azienda, un evento che si è trasformato in tragedia. L'elicottero è scomparso dai radar, subito sono scattate le ricerche, ma per 3 giorni non c'è stato nessun segnale. Questa mattina all'alba è iniziato il terzo giorno di ricerche e appunto in questi minuti vi stiamo raccontando questo ritrovamento. Non ci sarebbero superstiti, in un primo momento sembrava di sì, stando a delle fonti del soccorso alpino riportate dal resto del Carlino. E parliamo sempre di persone disperse, parliamo sempre di operatori del soccorso alpino, di mobilitazione, di volontari, di forze dell'ordine e non solo, con una vicenda che vi abbiamo raccontato nell'estate del 2021 e che tutti voi ricorderete, perché non c'era l'apprensione soltanto delle famiglie coinvolte, ma anche l'apprensione di un'intera comunità. Mi riferisco alle ricerche che avevano mobilitato l'intera valle di Zoldo per trovare Federico Lugato, 39enne di Trivignano, siamo vicino a Mestre Veneziano, scomparso nel corso di una escursione. Di quei giorni ci ricordiamo gli appelli accuratissimi della moglie che vedete qui in foto, Elena Pancera, e che oggi è qui con noi, perché Elena Pancera è riuscita ad essere forte ieri ed è forte anche oggi, perché ha creato un'associazione che si dedicherà
già si sta dedicando alle persone scomparse e in generale all'aiuto dei soccorritori anche da un certo punto di vista. Quindi io ringrazio Elena Pancera, buongiorno Elena. Buongiorno. E anche Roberta De Salvador, che è una collega giornalista e che sta aiutando Elena in questa sfida che è molto importante, soprattutto nei territori montani, e quindi ne parleremo diffusamente. Elena, vedevo che stavi seguendo, ti do del tu, abbiamo deciso di darci del tu con particolare attenzione la notizia dell'elicottero scomparso e di questo ritrovamento. Come sempre i soccorsi fanno la differenza. Sì, sicuramente. Ci sono i soccorsi ufficiali che sono bravissimi, fanno un lavoro straordinario e l'hanno sempre fatto, anche nel nostro caso, ma appunto diciamo che il fatto di avere una comunità che si stringe vicino alle famiglie d'origine e d'elezione delle persone scomparse può fare la differenza, innanzitutto dal punto di vista emotivo, psicologico, e poi anche effettivamente può fare la differenza anche nel velocizzare il ritrovamento della persona scomparsa e appunto auspicabilmente con un esito positivo, ma in ogni caso io ribadisco, è importante che la persona scomparsa venga ritrovata in un modo o in un altro. Ecco. Ed è importante mobilitarsi subito, non perdere tempo. È importante, i tempi sono cruciali, anche 5 o 6 ore di ritardo possono fare veramente la differenza, perché i cambiamenti meteorologici possono essere repentini, soprattutto in montagna, e ad esempio l'attivazione di squadre di ricerca con cani, per esempio, è proprio cruciale fin nei primi momenti, oppure penso ad esempio anche alle tecnologie di ricerca che implicano avere il cellulare della persona scomparsa acceso, e quindi effettivamente un cellulare ha una durata, la batteria di un cellulare ha una durata molto limitata, e quindi è cruciale veramente muoversi immediatamente. Ecco, qui vediamo le immagini della mobilitazione dell'anno scorso. Sono passati 9 mesi, sembra davvero ieri, anche per chi la racconta, perché abbiamo vissuto tutti con intensità quei momenti. Quindi ricordiamo cosa è successo. Il 26 agosto del 2021 tuo marito Federico scompare sostanzialmente, esce per un'escursione nella zona di Pralongo in Val di Zoldo. Tu tra l'altro sei zoldana, quindi quella zona probabilmente l'avevate già percorsa 1000 volte. Di lì si perdono le tracce sostanzialmente. Arrivano gli uomini del soccorso alpino, arrivano le forze dell'ordine, in montagna siamo abituati a questo, guardo anche Roberta, da giornalisti bellunesi ben sappiamo l'opera preziosa dei soccorritori in tutte queste fasi, e tu lanci degli appelli, tu trovi subito la forza di metterci la faccia. Sì. E dove hai trovato tutta quella forza? Allora, non è forza, è sopravvivenza. Diciamo che io non sono una camminatrice, non sono un'esperta di montagna, anche se sono nata in montagna, e mi occupo nella vita di comunicazione e di marketing, e quindi ho fatto quello che sapevo fare, ovvero io sapevo che se fossi andata alla ricerca fisicamente di Federico
avrei rischiato di mettermi in pericolo e quindi avrei di fatto ostacolato le ricerche, quindi ho pensato, anzi non è stato neanche un pensiero, è stato proprio puro istinto, ho detto va bene, io ho bisogno di gente che sappia camminare per me, che conosca queste montagne, che possa veramente aiutare i soccorsi ufficiali, che abbia delle competenze che io non ho, e quindi chiedo aiuto, è questo che ho fatto. Hai avuto la forza, anche l'umiltà a volte di chiedere aiuto, di chiedere un sostegno esterno, e lì la risposta è stata eccezionale, perché poi l'abbiamo raccontata e ha stupito noi stessi come operatori dell'informazione, perché in Valle di Zoldo sono confluite poi centinaia di persone, amici di Federico, camminatori, conoscenti, ma anche gente che non vi aveva mai incrociato nella vita, quindi probabilmente in quei giorni sei stata sostenuta anche da questa risposta. Sì, è stata una risposta veramente eccezionale da tutti i punti di vista. Io e Federico avevamo una vita insieme sociale molto, molto intensa, quindi tante amicizie, e quindi sicuramente io mi aspettavo che i nostri amici e le nostre amiche sarebbero accorsi per cercarlo e per starmi vicini, ma ecco, tutto quello che è successo dopo non me l'aspettavo. In realtà, appunto, come mi hanno detto molti dei volontari e delle volontarie che hanno partecipato alle ricerche, io ho suonato la campana del paese, ho chiesto aiuto, e quindi da persone di montagna che amano la montagna, le persone sono accorse. Quando c'è bisogno la comunità si stringe intorno alla persona che ha bisogno e fa di tutto per aiutarla, e è questo che è successo, è stato bellissimo. Tu sei originaria tra l'altro della Valle di Zoldo, conosci bene la montagna, quindi ci stai dicendo che c'è ancora una capacità di fare rete poi anche delle valli, delle comunità montane e quant'altro. E come? È un patrimonio prezioso. È un patrimonio molto prezioso, però appunto quello che voglio sottolineare è anche che la rete l'abbiamo fatta anche, ha superato i confini della valle, perché grazie ai social media e grazie ai media tradizionali, quindi anche a voi giornaliste e giornalisti che ci avete aiutato a diffondere i nostri appelli, le persone sono arrivate non solo dalla valle ma da tutto il nord Italia, e devo dire che a livello informatico e di marketing, quindi di comunicazione, abbiamo ricevuto aiuto da persone dal Portogallo, da Malta, quindi veramente da tutto il mondo. E quindi diciamo che internet e la rete intesa come World Wide Web ha completamente abbattuto i confini della valle. La comunità adesso è globale. Tra l'altro poi in quei giorni avevate anche avviato una raccolta fondi arrivata a oltre 32.000 euro, quindi una cifra importante. Circa 7.000 hanno coperto le spese, oltre 12.000 sono stati donati ad associazioni che hanno cooperato nelle ricerche, il restante lo avete devoluto a questa neonata associazione Sfantà. Esatto. Allora, di cui sei presidente. Cominciamo proprio dalla base. Che cosa significa Sfantà? Sfantà è un termine zoldano, un verbo che appunto è intraducibile, una di quelle parole che non hanno un corrispettivo in italiano, però secondo me è bellissima e è proprio un augurio per tutte le famiglie delle persone scomparse. Significa perso ma momentaneamente. Mia mamma, quando ero piccola, mi ricordo che diceva "hai sfantà le ciaf", significa le ho perse ma so dove, cioè sono qui intorno, è solo una questione di tempo perché le si ritrovi, e quindi ecco, Sfantà è proprio un augurio.
Ecco, di che cosa si occuperà Roberta questa associazione? Tu sei nel direttivo, già ci sono decine di componenti, quindi insomma è nata da poco ma già dimostra una certa vivacità. Sì, diciamo che l'associazione nasce appunto da questa esperienza fatta ad agosto. Tante delle persone che hanno fondato l'associazione sono persone che hanno lavorato, mi viene da dire, per fare sì che le ricerche arrivassero a un punto. Di fatto ci sono, diciamo, due canali principali, anzi direi tre. Uno informativo, quindi Sfanta si pone come obiettivo quello di informare e di fare in modo che ci sia maggiore sicurezza, diciamo, in montagna, quindi che le persone che escono a fare un'escursione da sole, per esempio, portino con sé un cellulare se possibile, che comunichino a una persona vicina, un amico, un familiare, dove stanno andando, perché questo è fondamentale e aiuta tantissimo i soccorritori. E quindi c'è un vademecum che stiamo cercando con tutti i ragazzi che fanno parte dell'associazione di fare e di poi divulgare sul nostro sito internet sfanta.it. C'è poi una parte appunto di comunicazione, quindi se ci fossero dei casi di persone scomparse che non si trovano, in qualche modo hanno bisogno di una mano dal punto di vista mediatico, siamo a disposizione. Lo facciamo in collaborazione con altre associazioni e sempre in collaborazione con i soccorsi ufficiali, non vogliamo sostituirci a nessuno. E c'è una terza parte che è quella informatica, diciamo così, tecnologica, quindi stiamo cercando persone esperte di informatica in sostanza, perché possano aiutarci per sviluppare un software che aiuti a triangolare le celle, perché le celle telefoniche in montagna sono ben distanti l'una dall'altra, non è sempre semplice, anche avendo a disposizione i dati, riuscire a individuare la zona in cui la persona si è dispersa, e quindi c'è un team che sta lavorando già su questo, ma confidiamo si amplierà. Allora, questo è il sito, possiamo vederlo, ringrazio dalla regia Alessandro Granziera e Marco Gagliazzo. Ecco, è un sito molto ben fatto, tra l'altro, e utile, perché ecco qua, è scomparsa una persona a me cara, aiutatemi a trovarla, e si clicca sostanzialmente. E quindi da questo momento in poi la persona entra in contatto con voi. Esatto. Sì, arriva comunque un form al nostro indirizzo mail e viene comunque letta la mail da noi e poi si valuta cosa fare, caso per caso ovviamente, perché ci siamo resi conto nel momento in cui appunto è successo quello che è successo, che dal profilo di Elena semplicemente arrivavano delle richieste di soccorso, delle richieste di aiuto. C'è stata una persona in particolare in Sardegna, se non ricordo male, che non si riusciva a trovare, e persone vicine a questa persona scomparsa ci hanno chiesto: voi come avete fatto a trovarla? Cioè, qui le ricerche si sono interrotte, cosa possiamo fare? Ecco, questo è un aspetto molto importante, perché dicevamo prima della forza di Elena, non per ritornare su quei giorni, ma perché questa forza è stata di aiuto anche a diverse altre persone. Questo è il tema. Sì, diciamo che ci siamo aiutati a vicenda e abbiamo capito che la nostra esperienza non convenzionale, diciamo, perché noi non siamo propriamente esperti ed esperte di montagna, noi siamo esperti di comunicazione e di informatica, ma ci siamo resi conto proprio che queste competenze professionali possono fare la differenza, dato che comunque c'è tantissima gente esperta di montagna che già presta il proprio aiuto alle persone scomparse, e quindi unità cinofile, escursionisti, esperti di soccorso in condizioni estreme, però le famiglie non hanno bisogno solo di questo, hanno bisogno anche di essere ascoltate, di essere rassicurate, hanno bisogno di sostegno legale e psicologico, e per questo c'è ad esempio un'associazione che fa un lavoro egregio, che è Penelope, con la quale siamo in contatto, però non c'è nessuno che aiuta i familiari delle persone scomparse, ad esempio, a relazionarsi con i giornalisti, oppure a organizzare una raccolta fondi, e questo effettivamente noi possiamo... Diciamolo, i giornalisti possono essere dei rompi... Però in questi casi è
questi casi sono fondamentali, perché al di là di tutto è la comunicazione tempestiva che fa la differenza, diciamolo. Sì, comunicazione tempestiva e corretta, perché appunto io ricordo che nei giorni proprio della scomparsa di Federico c'è stato un giornale che l'aveva dato per morto ben prima che le notizie fossero effettivamente confermate, e questo ovviamente avrebbe potuto inficiare sul continuamento, sulla prosecuzione delle ricerche, perché oppure c'è stato un altro episodio di un'altra persona che è scomparsa, e le due vicende, visto che erano simili, le due persone avevano età simile e erano entrambe successe non in Val Zoldana ma comunque nel Bellunese, erano state sovrapposte. Quindi ecco, il fatto di comunicare le cose corrette nel momento giusto, e nel mio caso come scelta personale anche evitando i sensazionalismi e il patetismo, perché ovviamente appunto diciamo che il fatto di riuscire a controllare il flusso di informazioni con consapevolezza può fare la differenza anche a livello di salute mentale della famiglia. E controllare il flusso di informazioni e anche di emozioni. Eh sì, perché ce ne Roberta. sono una marea quando ci si trova in questa situazione, e proprio anche in questo vogliamo essere vicini, insomma, alle persone che si trovano ad avere a che fare con una persona scomparsa. Ricordiamo anche che le conseguenze di avere una persona scomparsa sono parecchio importanti, cioè anche dal punto di vista di disposizione dei beni, per esempio, se ci sono dei beni in comune. Non si hanno più quei beni, semplicemente, quindi è importante che le ricerche proseguano, e è importante per questo mantenere alta l'attenzione mediatica senza appunto andare a diventare patetici possibilmente. Ecco, perché poi non è utile per nessuno. Allora facciamo così, qualche istante di pubblicità, poi ci ritroviamo ancora qui per tutti gli aggiornamenti e ancora appunto per fare due chiacchiere con Elena Pancera e Roberta De Salvador. A fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi di questo sabato particolarmente complicato a nord-est. Se ci avete seguito fin qui avete visto quanta cronaca, quanti fatti su tutte le ricerche dell'elicottero scomparso nella giornata di giovedì. Ve le rimostro ancora, sono le immagini diffuse da poco dal soccorso alpino della zona battuta dove è stato individuato l'elicottero dove viaggiavano quei 6 passeggeri turchi e libanesi guidati dal pilota padovano 32enne. Lì stanno confluendo tutte le risorse, i mezzi, gli uomini, vigili del fuoco, soccorso alpino, guardia di finanza, carabinieri e quant'altro, perché dopo 3 giorni di ricerche siamo probabilmente al punto di svolta. Come vedete una zona particolarmente densa di alberi, una zona boscata. Tra l'altro miei ospiti oggi, ma lo avevamo già concordato da diverso tempo, da diversi giorni, ci sono Elena Pancera e Roberta De Salvador. Elena Pancera che vi ho presentato prima, presidente di questa associazione Sfantà, dedicata di fatto anche alla memoria del marito Federico Lugato, il 39enne che l'anno scorso di cui si persero le tracce l'anno scorso il 26 di agosto in Val di Zoldo e ritrovato dopo 19 giorni. Da quell'esperienza forte e privata è nata però un'associazione solidaristica, un'associazione pubblica senza scopo di lucro che vuole aiutare le persone scomparse, soprattutto i loro familiari. Elena ci spiegava: non ci vogliamo sovrapporre a nessuno, non vogliamo sovrapporci al soccorso alpino, non vogliamo sovrapporci all'associazione Penelope, a ciascuno però il suo. Noi possiamo dare un sostegno dal punto di vista comunicativo, dal punto di vista anche poi burocratico, da un certo punto di vista tecnologico.
Esattamente, sì, ci siamo proprio resi conto che ci sono tantissime realtà che collaborano quando scompare una persona, e è una macchina veramente enorme, perché l'anno scorso abbiamo cercato di ringraziare tutte le persone che hanno collaborato alla ricerca e poi al ritrovamento di Federico, e di soccorsi ufficiali si sono mosse circa 500 persone, e poi attorno a quelle 500 persone ci sono stati 400 volontari civili, e poi un numero davvero alto di associazioni, organizzazioni che ci hanno aiutato da tanti punti di vista. Però ecco, secondo noi siamo riusciti a ottenere, a trovare Federico, che era veramente il nostro obiettivo, perché siamo riusciti a collaborare con i soccorsi ufficiali e siamo riusciti a sfruttare in un certo senso al meglio internet, la comunicazione sui social, e anche a collaborare con i media tradizionali. Come giornali. dicevamo prima, ha fatto la differenza questo approccio. Roberta, quante sono le persone scomparse? Voi state tenendo anche dei dati e state monitorando anche delle situazioni specifiche? Sì. C'è già chi lo fa, però diciamo che i numeri sono importanti non dal punto di vista proprio del numero, però sono 90 le persone che in media in Italia in un anno non si trovano in assoluto, su 10.000 interventi nelle zone montane e 1.000 che riguardano appunto persone disperse, quindi ci sono 90 famiglie che restano senza risposta, viene da dire, senza risposta, e le cui ricerche si interrompono alle volte anche molto prima dei 19 giorni che noi abbiamo avuto a disposizione, e quindi impegnano meno risorse, e questo per le famiglie delle persone che restano, le famiglie di origine o d'elezione, è un peso. Sicuramente ne siamo certi di questo, perché quando a noi si è paventata questa ipotesi ci siamo resi conto di quanto anche dal punto di vista burocratico questo implichi e quanto sia doloroso, proprio doloroso. E in particolare adesso, diciamo, c'è una persona che è scomparsa in Valle d'Aosta che stiamo monitorando, che è Rafael Rinaldi, la cui famiglia sta ancora appunto cercando di avere una risposta dai soccorritori ufficiali. E la persona purtroppo si è dispersa senza dare comunicazione di dove sostanzialmente andasse a fare l'escursione con precisione, se non si sa sul Gran Paradiso, se non erro. E quindi risulta molto difficile per i soccorritori dare comunque una risposta a questa famiglia, e speriamo anche che con questo canale, insomma, torni l'attenzione su questo caso, perché ci risulta che ancora sia senza risposta. Con tutto il suo carico di angoscia. Elicottero scomparso, c'è purtroppo un aggiornamento di questi secondi, 5 cadaveri individuati sul Cusna, individuati, riporta l'ANSA, 5 cadaveri, tra coloro 7 in tutto che erano a bordo dell'elicottero scomparso giovedì mattina sull'Appennino. Non ci sono ancora le generalità, tra l'altro di questa notizia dà appunto conto anche il Gazzettino Online, che è appena stato aggiornato, quindi ci sono brutte notizie. Vi ripeto, non ci sono ancora le generalità ovviamente dei cadaveri ritrovati. A bordo c'erano, lo ripeto, dei manager libanesi, turchi, attivate le ambasciate, e quel pilota padovano, Corrado, 32enne, appunto la comunità di Polverara è in preghiera sostanzialmente. Sono stati giorni di angoscia, parola che ricorre. Io vi ringrazio. Grazie a te. Elena, ti senti di lanciare un appello a chi ci sta seguendo? Non ritorniamo su quei giorni, li abbiamo raccontati, ognuno poi li conserva nel proprio cuore, nella propria memoria, però appunto è nata una bella associazione, è nata una bella storia da tutto quel dolore. E tu che messaggio vuoi lanciare a chi ci sta ascoltando?
Allora, il mio appello è un pochino a chi ha voglia di mettersi in gioco e di offrire tempo e competenze per questa causa. Ci sono tantissime persone che già ci hanno aiutato. Al momento, per dire, per il sito, solo al sito hanno lavorato circa una cinquantina di persone, tra illustratori, illustratrici, web developer, copywriter, social media manager, e quindi veramente anche in questo caso ci sono tantissime persone che sentono questa causa. Però ecco, i nostri obiettivi sono molto ambiziosi, e quindi chiunque abbia voglia di aiutarci, di darci una mano, sul sito ci sono tutte le indicazioni per farlo, e anche semplicemente diffondendo i materiali che noi nei prossimi giorni rilasceremo sul tema della sicurezza. Ecco, questo già è tanto. Diminuire il numero di persone scomparse, perché semplicemente si diffonde la cultura della sicurezza. Sfanta, questo il nome dell'associazione, questo il sito che possiamo rivedere per questa edizione, quindi www.sfanta.it, sentieri per tornare a casa. Grazie Elena Panciera, grazie Roberta De Salvador. Ovviamente ci teniamo aggiornati sull'attività di questo importante sodalizio, e noi come siamo abituati, ormai siete abituati anche voi, alterniamo i colori della cronaca, perché ci sono le notizie brutte e le notizie buone, e tutte fanno parte del collage e del nostro racconto ormai quotidiano. C'è una festa in corso, una grande festa importante a Villafranca di Verona. In questi giorni vi abbiamo raccontato tante volte di baby gang, di bambini e ragazzini dediti ad attività magari poco consone, un vero e proprio allarme per certi versi dal punto di vista della cronaca, mobilitate le forze dell'ordine, anche tanti sindaci, però la stragrande maggioranza dei bambini, dei ragazzini, come ci dicono anche gli specialisti, è sana, pratica attività sportiva, ed è ritornata a praticare attività sportiva dopo la pandemia. Quindi andiamo a Villafranca, per noi c'è la nostra Anna Maria Parisi con Mattia Pizzaia. Buongiorno Anna Maria, che cosa sta succedendo a Villafranca? Buongiorno Cristian, a te e alle nostre telespettatrici e ai nostri telespettatori. Qui a Villafranca, come vedi anche alle mie spalle con le immagini, come dicevi bene, di Mattia Pizzaia, abbiamo una carica di ragazzini, la carica degli oltre 1000 ragazzi, pensa, dai 4 ai 13 anni, per il progetto Rugby per Tutti. Ci troviamo appunto, come dicevi, qui nel Veronese, a Villafranca di Verona, all'Alperia, presso i campi dell'Alperia Hotel, e siamo qui in compagnia di Giovanni Filippi, il direttore operativo di Alperia Smart Services. Buongiorno. Buongiorno. Direttore Filippi, dunque perché siamo qui oggi con Alperia? Diciamo un progetto, questo del Rugby per Tutti, che vi vede protagonisti per quella di oggi, che è la 13ª giornata organizzata da inizio anno. Sì, grazie. Innanzitutto un complimento agli organizzatori e alla Federazione Italiana Rugby, Comitato Regionale, perché è una cosa che veramente fa impressione vedere tutti questi ragazzini e ragazzine, giovani, giovanissimi, che giocano su questi campi, oltre al comitato organizzatore che è impeccabile. Perché siamo qui come Alperia? Perché siamo entrati in un territorio 2 anni fa che non era il nostro, ci siamo presentati anche attraverso i media, però abbiamo voluto approfittare dell'occasione che ci è stata offerta di contribuire a questo avvenimento, dando così un contributo concreto e un valore aggiunto a quello che è la presenza di Alperia in Veneto.
Ecco, insomma, un'occasione per ritrovarci tutti, perché diciamo quali sono i numeri di oggi, Christian. Oltre 1200 i bimbi che si sono iscritti per questo torneo e più di 5.000, anzi 7.000 gli accompagnatori in totale tra famiglie, amici, parenti appunto e insomma organizzatori, che vede una radicalizzazione di Alperia nel territorio, una rettifica. L'hotel dove ci troviamo è l'hotel Antares, ecco, giusto per essere precisi, e insomma una radicalizzazione nel territorio che vi vede protagonisti per quanto riguarda anche la sostenibilità. Di cosa stiamo parlando? Ma Alperia è una società, è la terza società produttrice di energia idroelettrica, innanzitutto. Guardiamo anche in camera così sostenibili al 100%, però come indole Alperia è molto attenta allo sport giovanile. E questo ci ha permesso di sostenere questa iniziativa anche per dare, come lo dicevo prima, un contributo concreto a questo tipo di avvenimenti, con una macchina organizzativa veramente imponente e un'organizzazione impeccabile. Ho fatto i complimenti agli organizzatori, ma i complimenti vanno alle ragazzine, ai ragazzini, alle giovani, ai giovani, ai giovanissimi che vedo qui su questi campi che continuano imperterriti a giocare partita dopo partita. Non dimentichiamoci che lo sport educa e lo sport permette, come dire, ci prepara anche alla vita futura, se vogliamo, ci prepara a gioire per le vittorie, ma anche a sapere come rialzarsi, dopo le sconfitte, e in più è un veicolo importantissimo per la socializzazione che dopo 2 anni di pandemia ci voleva nel modo più assoluto, e coinvolge anche famiglie, amici e tutto quello che ci sta intorno. Infatti i numeri li abbiamo raccontati. Abbiamo ancora tempo, Christian? Hai qualche domanda da studio? So che ci devi mostrare anche dei bambini, so che ci sono tante sorprese in ballo. Sì. Ecco, cosa ci puoi raccontare? Ci sono molte sorprese in ballo, magari. Beh, vi posso raccontare che abbiamo già intervistato naturalmente col permesso dei genitori e dei familiari tanti bambini, e alla domanda ma perché vi piace il rugby? Perché finalmente posso stare all'aria aperta, posso giocare col mio fratellino, con la mia sorellina, perché finalmente posso anche spingere qualcuno, ha detto qualche ragazzino, ma senza fargli male, perché poi sono tutti dotati del paradenti anche. Sì, assolutamente, no? Mi sono fatto spiegare dal presidente del comitato, anzi posso approfittarne in diretta. Volevo ringraziarlo perché mi ha dato questo, che io so anche per esperienza sportiva non si può portare se non si è giocato a rugby. È vero. Però diciamo che è stata un'eccezione. Io sono un ex giocatore di calcio, non di rugby. Comunque molte grazie al Presidente, ne sono onorato. Tornando a noi? Sì, tornando a noi volevo chiedere, ma a questo punto, visto tutto questo entusiasmo, con tutte queste famiglie che si sono riunite anche per il terzo tempo, non dimentichiamoci del famoso terzo tempo del rugby, le viene voglia di tornare un po' bambino? Ma sì, se si potesse sì, anche perché io ho giocato fin da piccolino, sono arrivato alle categorie amatoriali nel calcio, non nel rugby, e poi ho continuato come dirigente sportivo. Sì, viene voglia, e mi viene da dire che nemmeno un minuto, un'ora, un giorno di quello che ho vissuto lo rimpiango, anzi è impossibile ripeterlo, però è stato bellissimo e mi ha educato anche per il mio lavoro futuro e quello che il banner che ci fa compagnia. Ecco, allora a questo punto io la ringrazio, direttore Filippi, ti restituirei la linea, a meno che non abbiamo ancora del tempo, per però anticiparti che ci vediamo tra poco, Christian. Certo, perché appunto con ci sarà un momento, con le premiazioni, con loro i protagonisti molto importante, i bambini, i ragazzi. E quindi allora, se posso dire un'ultima cosa, il rugby si contraddistingue per questo famoso terzo tempo, ma soprattutto perché non c'è tifo contro. Esatto. E questo è bellissimo, è una cosa che
andrebbe applicata a tutti gli sport e a tutti gli eventi sportivi. E non è detto che comunque non si riesca, un po' alla volta, una goccia dopo l'altra. A tra poco, Cristian. A tra pochissimo, Anna Maria, grazie a te e al tuo ospite per questa carica dei 1000 piccoli rugbisti a Villafranca a Verona, insomma una giornata importante che ha tanti significati, ne parlavamo prima. Vedo già collegato il mio nuovo ospite, chiedo un commento a caldo perché lui è uno sportivo, si occupa di piscine, ma insomma. Pierpaolo Longo, buongiorno Longo. Buongiorno Cristian, grazie per l'invito e la partecipazione. Ecco, ma fa bene vedere tutti questi bambini che giocano, che tornano a giocare, a praticare attività sportiva? Assolutamente sì, anche perché lo sport è mancato, abbiamo visto per 2 anni, ne parlavo proprio l'altro giorno addirittura col presidente della Federazione Italiana Pallavolo, quindi un altro sport oltre a quello del nuoto, come il movimento giovanile stia tornando a crescere. Ce n'era bisogno, per cui i ragazzini hanno voglia di rimettersi in confronto tra pari. Purtroppo abbiamo visto che anche il sistema scolastico ha avuto le sue deficienze in relazione proprio alla socialità, invece lo sport permette questa riapertura, anche questa fase di educazione rispetto a quelli che poi sono gli obiettivi. L'agonismo, è vero, non si è mai fermato, ma ha avuto comunque dei condizionamenti molto forti. Ricordiamo che solo gli atleti di rango nazionale hanno potuto godere della continuità. Ecco che tutti i bacini, quindi sia quello del nuoto come quello della pallavolo, sentivo ieri, e dei rugbisti nell'intervento precedente, stanno riacquistando importanza. Ci apriamo una stagione sportiva estiva, tra l'altro, dove le attività mantengono il loro corso, e questo è fondamentale per noi operatori, quindi gestori di impianto e i presidenti delle associazioni sportive, ma soprattutto per i ragazzini dai 3 fino ai 14-15 anni che hanno un periodo di evoluzione psicofisica e coordinativa fondamentale che solo lo sport è in grado di garantire in questa fase. Non è facile come operatori, ma l'entusiasmo che raccogliamo dai nostri campi di allenamento e campi gara è fondamentale per portarci avanti. Insomma, allora facciamo così, Longo, di queste problematiche parleremo fra pochissimo, perché si collegherà anche una rappresentante dei benzinai. È chiaro, l'argomento di questi giorni, di queste settimane, il caro bolletta, il caro carburante, soprattutto lo vediamo all'esterno dei distributori, quindi faremo il punto. Prima qualche istante di pubblicità, ma prima ancora il meteo. A fra poco. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe. Bentrovati al meteo. Alta pressione africana in rinforzo a protezione del nostro territorio nel weekend, che sarà decisamente buono e caldo. Vediamo il dettaglio di sabato 11 giugno. Sul Veneto ci attende una giornata completamente soleggiata, come vediamo il cielo sarà sereno e limpido un po' dappertutto, non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Temperature in lieve aumento, minime tra 14 e 23 gradi, massime comprese invece tra i 26 e i 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo in prevalenza sereno, salvo una possibile residua nuvolosità di primo mattino sulle zone più orientali della regione. Temperature minime sui 17-21 gradi, massime intorno ai 28-30 gradi. Infine vediamo la situazione del Trentino Alto Adige, tanto sole anche qui, tuttavia sarà possibile qualche cumulo sui rilievi di confine nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime sui 30-31 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe.
Di nuovo in diretta per proseguire il nostro racconto di questo sabato a nord-est, sempre con un occhio rivolto all'Appennino tosco-emiliano, perché appunto sono in corso le operazioni di recupero dell'elicottero. È stato individuato, lo possiamo vedere anche dall'ANSA.it, e sono già stati rinvenuti anche 5 cadaveri. Non ci sono ancora le generalità. Parliamo di quell'elicottero che giovedì era partito dalla provincia di Lucca verso Resana, l'azienda di Resana. Ovviamente una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso in questi giorni intere comunità, interi paesi. Ci sono appunto dei buyer libanesi, turchi, e c'è un pilota padovano, Corrado Devorin, di 32 anni, originario e residente a Polverara, comune che è appunto nell'angoscia. Vi daremo tutti i dettagli, continuiamo a darveli nel corso di questa diretta, ma ve l'ho presentato prima, è rimasto con me Pierpaolo Longo, si è aggiunto anche Moreno Parin. Buongiorno Parin, che è coordinatore dei gestori di carburante della provincia di Treviso, e da qui partiamo. Parin, buongiorno, perché ormai lo vediamo tutti, questo aumento dei prezzi alla pompa. C'è il contributo governativo, ma di fatto non basta, questa escalation dei prezzi sembra senza fine. Parin, cosa sta succedendo? Ci spieghi? Sostanzialmente due cose. La prima riguarda il contributo governativo. È vero che il governo ha fatto un'operazione sulle accise, quindi ci sono 30 centesimi, qualcosa in meno di tasse sui carburanti, ma è altrettanto vero che non è intervenuto direttamente sui prezzi all'ingrosso dei prodotti petroliferi. Tant'è vero che ormai le compagnie si sono già prese circa 25 centesimi di questo sconto, e dai numeri che abbiamo noi alle pompe mancano ancora 5 o 6 centesimi al litro di carburante di prezzo. Il problema è sostanzialmente la speculazione a livello internazionale, perché non c'è mancanza di prodotto. Prodotti raffinati sì, c'è un po' di richiesta, non molto di più, per cui ne hanno approfittato di una guerra, di un po' di crisi internazionale, per aumentare i guadagni. Perché sostanzialmente è questo, che se guardi i dati relativi ai prodotti petroliferi del mese di gennaio, parlo del 4 gennaio, bisogna tenere presente che a gennaio il plus, quindi quel valore che tutti vendono come prezzo di produzione, ma non è altro che un valore, un prezzo di mercato, quindi non indica niente di quanto costa il prodotto. Fra l'altro, avendo tempo si spiega bene, ma è complicato. Il valore plus era di 50 centesimi al litro circa per la benzina e più o meno uguale per il gasolio. Ci troviamo a giovedì scorso, quindi il 9, che praticamente è raddoppiato sulla benzina e un po' più che raddoppiato sul gasolio, senza motivo, anche perché lo stesso valore del greggio è passato da $79 a barile ai primi di gennaio a $123, quindi ho avuto un incremento del 56%, mentre dall'altra parte abbiamo un incremento sul gasolio del 113%, quindi c'è qualcosa che non va, più di qualcosa. D'altra parte, se i governi non hanno la volontà di intervenire presso le grandi industrie petrolifere, soprattutto le multinazionali, Eni compresa, quelli la fanno da padrona. Ecco, quindi Parin, possiamo parlare di una grossa speculazione in atto? Sì, non c'è altro motivo, perché il prodotto non manca, perché è vero che la Russia sta comunque vendendo il petrolio, non è che in questo momento il petrolio russo si è bloccato. Ci sono le raffinerie che lavorano, in questi giorni l'America ha, ahimè, consentito a Venezuela di vendere un po' di prodotto in Italia e anche in Spagna, e quindi anche lì qualche perplessità ce l'ho sul fatto che seguiamo sempre gli Stati Uniti e ci facciamo sempre condizionare, per cui non c'è una mancanza di prodotto, assolutamente no. Longo, lei è imprenditore, titolare di piscina e palestra, sono parole che pesano queste di Parin? Assolutamente sì, e anche condivisibili. Noi
in quanto gestori di impianti pubblici sportivi vediamo con grande preoccupazione il prossimo ottobre, novembre, dicembre e gennaio, dove abbiamo a che fare col costo del gas. Pur stando al tavolo generale nazionale con gli stakeholder, abbiamo trovato una difficoltà di ragionamento proprio nel trovare, contrattualizzare un prezzo che mantenga la sostenibilità di questi impianti, per cui si sta guardando con preoccupazione addirittura a chiudere determinati settori sportivi per il periodo invernale. Perché? Perché non c'è la capacità di sostenere il costo energetico del gas in primis e poi energetico, che è un altro paio di maniche. Purtroppo abbiamo aumenti che continuano a essere quintupli rispetto alla normalità che abbiamo vissuto fino al 2019 e non c'è una prospettiva di abbattimento. Da parte dell'istituzione è stato messo in essere una procedura di contributo ma che allevia il dolore, non lo sta sanando assolutamente, per cui la visione da qui al prossimo anno è davvero drammatica e questo porterà molto probabilmente a un aumento dei listini al consumatore, che è l'ultimo anello della catena che però ancora per adesso tentiamo di preservare e tutelare, ma alla fine bisognerà fare una scelta, perché il bilancio deve andare nei costi e nei ricavi quantomeno a zero, non possiamo lavorare per andare in perdita. I famosi vincoli di bilancio. Senta Parin, ma succede che magari il consumatore che arriva al distributore se la prenda con voi? Allora, nel senso di prendersela con il gestore è piuttosto raro. Diciamo che il gestore è l'unica persona con la quale il consumatore può sfogarsi, per cui scende dalla macchina, è incavalato nero naturalmente con le compagnie petrolifere e con il governo e si sfoga con il gestore. È raro il caso in cui il cliente scende e accusa il gestore di essere la causa del caro carburanti, anche perché ormai i clienti gli abbiamo insegnato che il gestore su 100 euro di carburante venduto ha un guadagno lordo di 1,80 euro. Se poi quel cliente mi paga 100 euro con la carta di credito, se ne vanno 70 centesimi solo per la carta e con il resto il gestore deve pagare tutti i costi e viverci, per cui non è assolutamente il gestore responsabile del caro energia. Oltretutto vorrei anche ricordare che quando a marzo c'è stato il calo delle accise, i gestori sono stati decisamente solerti a diminuire i prezzi, tenendo presente che è stato un blitz notturno di cui abbiamo avuto notizia più o meno alle 7 del mattino e quindi con tutto il problema anche di comunicare ai gestori le informazioni, soldi che i gestori in questo momento li ha rimessi lui, quindi sono gestori che ci hanno perso da un minuto all'altro 7-8 mila euro con una prospettiva di recuperarli abbastanza blanda. Quindi no, il cliente non se la prende con il gestore, si sfoga con il gestore, questo sì, è sempre più spesso. Sono due cose diverse, una cosa è prendersela, un'altra appunto sfogarsi. Quindi i margini, Parin, per il gestore di un distributore sono sempre minori, mi pare di capire, quindi non sono proporzionali nemmeno all'aumento. No, perché purtroppo, una volta andava bene, ma purtroppo il nostro margine non è percentuale sul valore al litro, ma è una tot in centesimi legato al singolo litro, quindi sono 3 centesimi al litro che la benzina costi 1 euro, 2 euro o 3 euro, quello è il margine del gestore. Diversamente da quelli che sono i costi, ad esempio, di finanziamento, ma soprattutto quelli i costi delle carte di credito, che quelli il gestore paga le commissioni sul valore al litro, quindi quelli sono i percentuali. Ecco perché il gestore oggi sta pagando caro questi aumenti, perché comunque è un aumento dei costi di commissioni notevole a fronte comunque di un margine variato. È un'assurdità, nessuno dal punto di vista ci ascolta, le compagnie petrolifere stanno soltanto pensando a incamerare i profitti e i gestori, parecchi gestori, soprattutto quelli che hanno un'altra alternativa, pensano comunque di lasciare gli impianti. Io recentemente purtroppo ho dovuto preparare delle lettere di disdetta da parte dei gestori, cioè scappano. Quindi c'è anche una fuga da questo punto di vista e a questo poi si aggiunge anche tutto il tema delle auto elettriche. Nei giorni scorsi ci sono stati provvedimenti anche da parte dell'Europa. Come vede questa partita, Parin, in particolare? Beh, mi associo a quelli che la definiscono una partita ideologica. Innanzitutto perché non hanno tenuto conto del ciclo di vita di un'auto,
perché se io devo guardare quanto inquino, devo cercare di capire quanto mi costa produrre l'auto, usarla e naturalmente smaltirla. Poi devo pensare anche a dove vado a trovare l'energia elettrica. Quindi dal mio punto di vista, per quello che può valere, la Comunità Europea ha fatto una scelta secondo me scellerata, perché non è possibile in poco tempo così passare tutto elettrico. Mi viene da pensare che probabilmente qualcuno ci guadagna, ma soprattutto in questo caso ci guadagna la Cina, perché oggi come oggi le batterie sono prodotte lì, le famose terre rare, anche questo è un termine ostico, ma non andiamo a fare diventare pazzi i telespettatori. Le terre rare sono quasi tutte praticamente Cina, Russia e stati del genere, quindi non abbiamo neanche una produzione, quindi dobbiamo importare le materie prime, dovremmo costruire le fabbriche per produrre le batterie e comunque saremo in ogni caso dipendenti da terzi, da paesi esteri, perché è vero che la Russia è inaffidabile, ma non è che la Cina sia affidabile al 100%. E Parin, le chiedo un'ultimissima cosa, poi apriamo di nuovo il collegamento con Verona, chiedo a Longo di rimanere con me. A questo punto, che manovra d'urgenza potrebbe essere adottata per frenare questa escalation, questo effetto domino? Lei che cosa ha in mente e che cosa suggerisce? L'unica manovra che può essere messa in campo deve essere fatta a livello comunitario come minimo, perché per avere la forza di farla è un calmierare i prezzi e le speculazioni internazionali. Però se vogliamo tornare all'Europa e al metano, tenga presente che quando il nostro governo ha proposto in Europa di mettere un tetto al prezzo del metano, gli stati del nord, che sono anche produttori, hanno detto no, perché oggi come oggi noi stiamo guadagnando un sacco di soldi alla faccia della solidarietà europea. Vedete voi? Messaggio forte e chiaro, Parin. Io la ringrazio, so che è impegnatissimo oggi pomeriggio, è stato veramente chiarissimo su tutti questi aspetti che ci riguardano davvero da vicino. Grazie a Moreno Parin, coordinatore dei gestori di carburanti della provincia di Treviso, mentre appunto Longo resta con me, ma Anna Maria Parisi ci aveva promesso una sorpresa da Villafranca di Verona, dove c'è questa grande festa del rugby. Promessa mi pare mantenuta, Anna Maria. È certamente promessa mantenuta, Christian, perché tra i promotori di questo bellissimo progetto Rugby per tutti c'è naturalmente il Comitato regionale del Rugby Veneto e noi abbiamo il suo diretto rappresentante Sandro Trevisano, appunto presidente del Comitato Rugby Veneto regionale. Con loro, eccoli qua, ciao bambini! Buongiorno. Salutate! Hai capito? Dopo sentiamo anche i bambini, vuoi che li sentiamo subito e poi sentiamo il presidente? Cambiamo l'ordine della scaletta. Sentiamoli subito, allora, li vedo impazienti. Sì, dunque, chi è che si presenta? Tu, Elena, sei la capitana di quale squadra? Guarda lì. Sono la capitana dei Lupos. I Lupos, poi qual è la squadra di casa? Voi siete la squadra di casa? Sì. Sì? Come vi chiamate? Scaligera. Scaligera Rugby. Sud, nord, est? Est. Benissimo. E poi voi qui dietro, venite avanti, dalle retrovie vedo un'altra ragazza, un'altra bambina. Tu, come ti chiami? Vieni avanti, vieni avanti. Ciao, mi chiamo Maddalena. Maddalena, vieni avanti. Sei tu la capitana della tua squadra? No. Chi è il capitano della tua squadra? Eccolo lì, beh, non poteva che essere lui il più... Vieni avanti, il capitano. Ma quanti anni hai? 11. Ammazza quanto sei alto, complimenti. Come ti chiami? Pietro. Dunque, com'è andata oggi la partita? Chi è che ha vinto? Noi abbiamo vinto tutte a parte una che abbiamo pareggiato. Ma cosa... Ritrovarsi tutti qui con la famiglia, il papà, la mamma, gli accompagnatori, i parenti, è una festa per voi. Che momento è stato quello di oggi? Chi è che me lo racconta? C'è qualcuno che mi tira per la maglia qua dietro? Chi è? Tu? No? Eccolo qua, alziamo la mano come a scuola, vai. Come ti chiami? Vieni avanti a favore di telecamere e guarda davanti. Io mi chiamo Nicolas e le partite oggi sono state molto divertenti e basta.
E basta. Ma bambini, tu Elena volevi dire qualcos'altro, sei molto intraprendente, eh? Volevo dire che la partita è stata bella, l'importante però è divertirsi e stare insieme. E se non si vince, si piange o no? No. Quella è una cosa che farò io. Ah, ho capito, è il più competitivo, hai capito? Ma bambini, sapete chi è questo signore qui? Cristian, no, è un po' il sindaco, è vero, è il signore che organizza anche tutti i vostri incontri, le vostre partite, si chiama Sandro Trevisan ed è il presidente del comitato regionale del rugby veneto. Allora siamo tornati a noi. Eccoci qua. Beh, è stata una festa bellissima, chiaramente l'organizzazione, grazie al contributo di Alperia, dove c'è stata un'energia veramente, visto che Alperia vende energia. Però ecco, torniamo a noi, parliamo di sport adesso, certo. No? Insomma, questa di oggi è stata una giornata veramente importante che se magari puoi girare la telecamera, Mattia, ti chiedo una gentilezza, facciamo vedere anche qual è il nostro pubblico. Sono tutti i genitori, vedi, papà con passeggini e bambini al seguito, tutti muniti naturalmente di cellulare per ritrarre il momento in cui vanno in onda anche i loro figli in televisione, naturalmente. Insomma, una giornata che riunisce la famiglia. Assolutamente sì, questa è la peculiarità della nostra disciplina. A queste feste partecipano tutti i ragazzi e tutte le loro famiglie. Devo dire che in questo momento così difficile che c'è stato dopo la pandemia, il rugby ha dato veramente una grande mano ai ragazzi e alle ragazze prima di tutto, perché hanno continuato ad allenarsi, hanno continuato a stare insieme. Ma è stato un grande aiuto anche per le famiglie, perché le hanno portate fuori dell'obbligo di distanza, e quindi stare assieme con le altre famiglie è veramente stato un aiuto per tutti. Un grande aiuto. Poi vedo qualcuno di voi che è il paradenti. Vieni qui vicino a me. Fai vedere. Hai il paradenti addirittura. Come ti chiami? Leonardo. Senti, ma hai il paradenti con i colori dell'Italia. Ma te lo sei fatto fare su misura? No. No, lo vendono così? Sì. E senti, e oggi per te è stata una bella giornata o ti sei stancato un po'? È stata una bella giornata. Ma quante giornate così vorresti trascorrere col papà, la mamma e tutti i tuoi amici? 2000. Ah, hai capito, 2000 giornate, sì, infatti stare insieme all'aria aperta giova a tutti, ai grandi, figurati ai piccini. Come sta andando per quanto riguarda, Presidente, il tesseramento, appunto le iscrizioni qui in Veneto per quanto attiene al rugby? Beh, dopo la pandemia abbiamo avuto una leggera flessione, siamo sotto comunque a quella che è stata la media nazionale. L'obiettivo proprio per il prossimo campionato 2022-2023 è proprio il reclutamento, quindi ci concentreremo molto su riportare i ragazzi che hanno abbandonato il rugby purtroppo, e cercando di convincere le famiglie di cosa stanno perdendo non frequentando più i nostri campi, e di recuperare nuovi tesserati. Siamo una disciplina in assoluto aumento come interesse, quindi sicuramente riusciremo a fare un ottimo lavoro. Una flessione di quanto rispetto alla media nazionale? Noi abbiamo perso il 17% rispetto al 30% che è la media nazionale. Tra le province venete quale è quella più rugbista, diciamo? È Treviso la provincia più rugbistica veneta, però ha una dura concorrenza, perché insomma Padova, Vicenza, Verona, insomma sono tutte province che sono in forte crescita. Cristian, hai domande da studio oppure ti saluto con i ragazzi, con uno dei loro canti? Ma allora guarda Anna Maria, le premiazioni quando avverranno? Ci saranno? Le premiazioni intanto... Come vedi, aspetta, mi sposto, se Mattia alza un po' la telecamera, come vedi alle nostre spalle sono ancora in corso le partite con tanto di getto d'acqua, perché è veramente molto caldo oggi. Le premiazioni avverranno a breve e tra l'altro quest'anno i bambini premiati saranno i più giovani, quindi nella rappresentanza di una femminuccia e un maschietto, cioè i più giovani verranno premiati, un maschietto e una femminuccia e un maschietto, giusto perché comunque la premiazione ha senso nel momento in cui i bambini hanno preso parte a questa gara, e quindi indipendentemente da chi vince, hai capito? E come li vedi? Insomma, per concludere... I genitori come li vedi, Anna Maria?
Ma i genitori sono entusiasti, guarda, andiamo anche dai genitori, io la ringrazio Presidente, adesso rompiamo un po' gli schemi, Mattia mi segue, ecco qua un genitore, no, è proprio tu, sì, ti tocca. Allora, senti, che giornata, vieni di qua perché abbiamo il sole contro, scusami, come ti chiami? Fabio. Fabio, sei di qua? Accompagnatore dei Lupos. Ah, benissimo, senti... Ah, il papà di Elena, è intraprendente la bambina, vieni Elena, stai qui con noi. Senta, è una giornata veramente bellissima anche per noi, troupe giornalistica che segue questo avvenimento. E invece per voi, famiglie, com'è tornare all'aria aperta dopo 2 anni di sacrifici e obbligatoriamente chiusi in casa? È proprio bellissimo, anche perché noi per esempio abbiamo scelto il rugby proprio perché ci dava l'opportunità di poter uscire anche quando altri sport durante la pandemia non erano permessi. Esatto, perché col rugby invece In determinate situazioni sì, certo, si poteva uscire perché era uno sport all'aperto. E tornare a ritrovarsi per concludere tutti insieme appassionatamente, è il caso di dire, senza mascherine? Uno spettacolo, veramente un momento di libertà per tutti quanti. E con questo momento di libertà e di gioia io ti restituisco la linea insieme alle immagini di Mattia Pizzaia. Grazie Cristian e ci vediamo stasera naturalmente con gli aggiornamenti assolutamente Anna Maria, ma i bambini volevano cantare qualcosa? Con le premiazioni. Volevano cantare qualcosa i bambini? Certamente, hai ragione. Allora lasciamoli cantare, assolutamente. Grazie per avermelo ricordato. Dobbiamo far cantare i bambini. Chi è che canta l'inno? Chi è che canta? Perché ognuno ha il proprio inno, però attenzione, tutti insieme. Tu che sei l'accompagnatore, allora, oltre che il papà. Per il rugby, i pip. Dai, fallo tu. Dai, vai. Per il rugby, pip! I pip! I pip! Ciao! Grazie mille. Grazie davvero Anna Maria, grazie a tutti voi bambini, un saluto da Antenna 3, una bella giornata di sport quindi a Villafranca in provincia di Verona, 1000 piccoli rugbisti da tutto il Veneto, regione che resta il cuore del rugby italiano. Rimaniamo per un po' su queste immagini e Longo, insomma i bambini comunque hanno sempre una reazione fantastica in questi casi, per loro è una liberazione vera e propria. Ma sì, in realtà io l'ho sempre sostenuto fin dai momenti in cui abbiamo avuto le prime riaperture, è stato molto più facile approcciarci agli atleti, ai piccoli ragazzi che comprendevano molto bene le regole, i limiti e i protocolli rispetto poi all'apertura del mondo adulto che nella consuetudine si era abituata a tutt'altra prassi, per cui devo dire che lo sprone più forte proprio per il settore nuoto ma anche per tutto il settore sportivo sono stati proprio i ragazzi che sono molto capaci di gestire la situazione e di variare e comprendere quella che è l'evoluzione anche poi delle strutture. Devo dire che a Verona c'è questa bellissima manifestazione, il nuoto oggi a Rovereto sta portando avanti un trofeo internazionale per cui la carica dei ragazzi è molto forte, l'entusiasmo non si è mai rallentato e devo dire che proprio in questi mesi di ritorno, tra virgolette, a una sorta di normalità sta facendo dimenticare quello che abbiamo passato e credo che sia questo lo sprone per tutti noi che andiamo ad aprire le strutture ci permetta di continuare a sforzarci per mantenerle tali, insomma, con tutte le difficoltà del caso. Ecco, vedo che si è collegato anche il presidente dell'Ordine delle Psicologhe e Psicologi del Veneto, Luca Pezzullo. Dottore, l'ho vista fino a qualche istante fa, eccola. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Ecco, noi dobbiamo affrontare fra poco un tema molto più spinoso che è quello della violenza sulle donne, ma vorrei anche da lei una battuta a caldo su questa manifestazione, su questi bambini che ritornano all'aria aperta. Lei tra l'altro pochi mesi fa, proprio qui, mio ospite, aveva lanciato l'idea di un piano Marshall per la salute mentale, soprattutto dei più giovani, stretti nella pandemia. Ecco, quindi questo ritorno all'aria aperta è un ritorno non solo di festa, ha tanti altri significati. Assolutamente sì, per i bambini, ma direi anche per le famiglie, per i genitori, significa ritornare a una normalità, una
possibile normalità. Significa tornare a una socialità, lo riscoprire un gusto dello stare insieme, del fare gruppo, che è anche uno degli elementi più importanti, diciamo così, nella prevenzione del disagio psicologico. E i bambini, i ragazzi in questa fase ne hanno avuto molto bisogno. Era veramente bello vedere l'entusiasmo di quei bambini, l'energia di quei bambini, maschi, femmine, che giocano insieme a rugby, che riscoprono insieme il gusto dello stare insieme in questo modo. Quindi una bellissima impressione. Ecco, qualche mese fa per l'appunto dicevamo, dottore, che erano in aumento le patologie e i disagi mentali fra i giovani. Ci eravamo sentiti, mi pare, alla fine dell'inverno, quindi eravamo tutti molto provati. Adesso come sta andando? C'è un miglioramento complessivo o arrivano sempre tante richieste d'aiuto, di intervento? Le richieste sono tante. Una delle cose che si dice in emergenza è che l'emergenza ha effetti nel medio-lungo termine che a volte sono più importanti di quelli del breve termine, della fase acuta. In effetti quello che stiamo vedendo adesso sui servizi pubblici, ma anche nelle richieste nel privato, è un forte aumento del disagio psicologico, un forte aumento del disagio relazionale e una richiesta di supporti psicologici di varia natura. Il ritorno alla normalità non è una cosa del tutto immediata e i 2 anni passati in maniera complessa da tutti hanno lasciato il segno sui bambini, sulle famiglie, ma anche sugli adulti. Spesso si parla poco del disagio degli adulti, ma anche quello degli adulti è stato importante. Ecco, quindi insomma diciamo che ne sentiremo parlare ancora a lungo dei segni lasciati dalla pandemia, non solo sui corpi ma anche sulle menti sostanzialmente. Assolutamente sì, noi a volte usiamo il termine di psicopandemia, nel senso che la pandemia è prima di tutto, oltre che un fatto fisico, è anche un fatto psicologico, segna le nostre relazioni, segna le nostre ansie, segna in un certo senso quello che è il modo normale del nostro rapportarci al mondo, agli altri e al mondo. Questo è qualcosa che richiede tempo per essere elaborato, bisogna prendersene cura in questo momento. Bisogna prendersene cura anche attraverso lo sport. Tra l'altro c'è tutto il tema, dottore, delle baby gang, della violenza giovanile. In queste settimane abbiamo raccontato tanti episodi, c'è stata un'escalation, voi la riscontrate anche nella vostra attività, cioè c'è una corresponsione tra la cronaca quotidiana e gli interventi che voi effettuate? Diciamo che purtroppo il tema della auto ed eteroaggressività negli adolescenti è emerso in maniera importante. Ci sono 2 polarità, quella della eteroaggressività, quindi il fenomeno che viene definito appunto baby gang o comunque appunto manifestazioni che rappresentano una violenza verso terzi o un disagio verso terzi, e quelle di autoaggressività, che è una cosa che riscontriamo soprattutto nelle ragazze, ma non solo nelle ragazze, e che rappresenta il lato un po' oscuro, il lato invisibile, perché delle espressioni esterne della violenza c'è notizia, c'è copertura mediatica. In realtà c'è questa epidemia un po' invisibile anche di sofferenza autodiretta da parte soprattutto degli adolescenti, quindi sì, stiamo osservando degli effetti significativi anche nella fascia adolescenziale. Quindi eteroaggressività, l'aggressività rivolta verso gli altri, il fenomeno delle baby gang e poi invece mi pare di capire l'autolesionismo. Dottore. Autolesionismo, esattamente, o altre comunque di ritiro sociale o di... Sì? C'è un po' di ritardo, allora facciamo così, cerchiamo di ristabilire il contatto con il dottor. Adesso la sentiamo, sì, adesso si è riallineato. Prego. Ok, sì, appunto, rappresenta un elemento di autoaggressività, di autolesionismo o comunque appunto di ritiro sociale o altre forme di sofferenza che sono meno visibili, che sono più rivolte verso il soggetto stesso. Queste appunto tendono a passare sotto traccia, a non essere recepite correttamente, e questo può rendere difficile appunto riconoscerle prontamente, gestirle prontamente. Ritorno da Longo, abbiamo parlato di sport e giovani, lo stesso Longo sta portando avanti progetti contro il bullismo, anche qui lo sport può fare la differenza nei confronti dei fenomeni che stiamo evidenziando in queste settimane. Esattamente, secondo me, ben diceva il dottor Pezzullo prima, bisogna tornare a dare fiducia comunque ai ragazzi e lo sport in questo li rende responsabili. Il fatto di rimanere chiusi, la famosa DAD o tutto quello che è il mondo del social network e del cyberbullismo, quindi tutto quello che è hater via discorrendo che purtroppo leggiamo nelle pagine di cronaca,
è sempre maggiore. Con lo sport invece si riesce ad andare ad attutire questo, perché c'è un confronto reale, una capacità prestazionale che mette alla prova con se stessi in primo luogo e con gli altri, in senso costruttivo e non demolitivo. Ecco perché quando abbiamo parlato della necessità di non chiudere le strutture sportive e ora di mantenerle e soprattutto di farci investimento, è proprio in luce a questo. Io credo molto nella capacità dei ragazzi. Bisogna saperli ascoltare, bisogna comprendere come essi siano in grado di gestire determinate difficoltà. Ben giustamente diceva la difficoltà di rendersene conto e di sottovalutare determinate patologie. Io sono convinto, lo vedo nei nostri campi gara, campi di allenamento, che tra coetanei e tramite il veicolo dello sport, che sia terrestre, che sia acquatico, si riesca ad avere uno scambio personale e interpersonale che non sia per forza demolitivo. E ricordiamoci che il primo confronto, lo parlo per quanto riguarda il mio mondo, quello dell'acqua, è molto forte, soprattutto in età dello sviluppo e via discorrendo, dove i ragazzi e le ragazze si mettono a confronto con loro stessi, per cui è una capacità che si è persa in 2 anni, che si sta tentando di ricostruire. Sarà un passaggio non proprio così istintivo, ma lavoriamo proprio per questo. Vediamo che il supporto di tutti, formatori, psicologi e quant'altro. E genitori. E genitori, certo, assolutamente. Longo, la ringrazio, la lascio ai suoi impegni veneziani, perché qualcosa mi suggerisce che si trova a Venezia, quindi la ringrazio e buon lavoro. Il dottor Pezzullo, invece, presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, resta con me perché trattiamo il tema dei temi in questi giorni, la violenza sulle donne. Ci sono delle spiegazioni, ma è brutto utilizzare anche il termine spiegazioni, però bisogna capire che cosa sta succedendo, perché il fenomeno c'è, lo vediamo, lo stiamo raccontando. Dottore, ci vediamo con lei subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta, vi do un flash di cronaca, un incidente stradale, un'auto contro moto, un morto nel Veronese. Si tratta di un cittadino marocchino di 45 anni, deceduto in un incidente stradale avvenuto questa notte a Monteforte d'Alpone. L'uomo era alla guida di uno scooter che lungo la strada provinciale 17 si è scontrato con un'auto. Il 45enne è deceduto sul colpo, sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM 118 e i carabinieri di San Bonifacio per i rilievi. Il conducente dell'auto è rimasto illeso. Poi vi darò anche gli aggiornamenti sul fronte del ritrovamento dell'elicottero scomparso 3 giorni fa dai radar, ritrovato poco fa sostanzialmente dalla macchina imponente dei soccorsi che da giorni si sta mobilitando, si è mobilitata sull'Appennino tosco-emiliano. Vi darò tutti i dettagli, vi posso comunque già dire e ribadire che ci sono 5 persone decedute, 2 ancora i dispersi, non si conoscono al momento ancora le generalità, quindi diciamo che purtroppo stiamo assistendo a un epilogo per certi versi annunciato, anche se la speranza ovviamente in questi giorni è più volte in qualche modo trapelata. Poi stamattina si era parlato anche di alcuni sopravvissuti, superstiti, ma insomma le speranze si sono subito interrotte, quindi queste le immagini che arrivano dall'Appennino tosco-emiliano. E poi la cronaca di queste violenze che continuano sulle donne. Mercoledì l'episodio, il duplice femminicidio di Vicenza, che poi è diventato un suicidio, e ieri l'ennesima tragedia a Fossalta di Portogruaro, quell'uomo di 55 anni che ha ucciso la moglie di 50, una famiglia apparentemente normale, una coppia come tante. Non si segnalano particolari litigi o motivi per l'appunto di attrito, però si fa strada l'ipotesi della gelosia. Dottor Pezzullo, la ringrazio, è rimasto con noi, è il presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Di fronte a tutto questo orrore,
che spiegazioni possiamo darci, se possiamo parlare di spiegazioni? Questo è il grande dilemma, nel senso che davanti a queste situazioni la nostra mente cerca sempre di dare un senso, un ordine a quello che sentiamo, e a volte, soprattutto in situazioni come queste, in cui è ancora presto per riuscire a capire e comprendere tutte le dinamiche, può essere difficile dare un senso e una spiegazione. Quello che si può fare è fare una riflessione più generale, cioè il fatto che questo è un fenomeno, quello dei femminicidi, della violenza di genere, che purtroppo è molto frequente e a volte sottaciuto. E che poi in alcuni casi può portare esiti. Ci sono problemi con lo Skype, dottore, si sta frizzando di nuovo. Chiedo alla regia se possiamo ripristinare il contatto o se possiamo magari richiamare, dottore, perché la sentiamo male. Vediamo adesso, mi sente? Dottor Pezzullo? Sì, la sento. Ecco, stava dicendo... Facciamo una revisione della connessione. Okay. Probabilmente può richiamarci, che così ristabiliamo il contatto, lo facciamo in pochissimi secondi. Grazie, quindi ci aggiorniamo fra pochissimo. Io vi do appunto degli aggiornamenti, perché ecco, c'è un altro fronte che stiamo monitorando in queste ore. Questa sera ne parleremo diffusamente nel corso del nostro telegiornale anche con la collega Francesca Bozza, perché tra i vari fronti aperti c'è quello dei commercianti, degli esercenti di pubblici esercizi, che stanno proclamando uno sciopero molto particolare, lo sciopero dei buoni pasto, mercoledì 15 giugno. Questo è il comunicato diramato proprio in questo momento da Veneto Imprese Unite, un'associazione che appunto è spesso nostra ospite, è un'associazione nata per l'appunto nei giorni caldi del primo lockdown. Perché lo sciopero dei buoni pasto? Perché le commissioni a carico di noi esercenti, leggiamo in questo comunicato, sono insostenibili. Per ogni buono da 8 euro ne incassiamo poco più di 6. Vogliamo difendere questo importante strumento per i lavoratori e renderlo sostenibile. Chiediamo una riforma del sistema dei buoni pasto che ci consenta di continuare a offrirti questo servizio. A questa iniziativa partecipano bar, ristoranti, alimentari, supermercati e ipermercati aderenti a tutta una serie di sigle. Tra l'altro poi c'è anche la FIPE, l'ASCOM, quindi le associazioni maggiormente rappresentative. È una manifestazione molto larga, uno sciopero molto largo. Chiaramente anche questo è un tema, perché stiamo mettendo in fila tutti diversi argomenti, il caro carburante, il caro energia, l'inflazione record, e chiaramente i buoni pasto sono un aiuto per i lavoratori, per chi ha questo genere di strumento, ma questo strumento deve essere reso in qualche modo sostenibile sia per i consumatori, per le famiglie, i dipendenti, i lavoratori che lo hanno, sia per gli esercenti, perché i margini operativi, lo vedete, sono sempre minori. Quindi ve lo ricordo, per ogni buono da 8 euro ne incassiamo, dicono gli esercenti, poco più di 6. Chiedo alla regia se per caso nel frattempo si è collegato il nostro ospite Pezzullo. Non ancora, c'erano problemi con lo Skype, quindi io direi di fare così, proseguiamo con la cronaca. Parlavamo di violenza di genere, ritorneremo a farlo, ma c'è anche un'altra allerta che vi stiamo raccontando in questi giorni, dopo un fatto davvero eclatante che si è consumato nella mattina di giovedì, quindi all'alba di giovedì, con la fuga rocambolesca di un albanese 27enne dal carcere di Santa Bona di Treviso. Un fatto per certi versi inedito. Diverse volte si è tentato il colpaccio, diciamo così, ci sono diversi tentativi di fuga a Santa Bona come in tutti i carceri italiani, ma questa volta è riuscito. Non succedeva, pensate, dal 1977. Ebbene, questo albanese di 27 anni con un curriculum delinquenziale di tutto rispetto potrebbe già essere all'estero, con i sindacati della polizia penitenziaria che dicono molto chiaramente
veramente è un soggetto pericolosissimo e ultimamente ci sono dei legami tra la criminalità albanese e la 'ndrangheta, quindi insomma un quadro davvero preoccupante. Quindi vi mostro il servizio di questa caccia all'uomo ancora in corso. Potrebbe avere già varcato i confini nazionali Edison Pula, il 27enne albanese evaso giovedì all'alba dal carcere di Santabona, una fuga da film tentata anche da altri 2 connazionali subito bloccati dalla polizia penitenziaria. Pula invece si è dileguato, letteralmente scomparso nel nulla. Nessun avvistamento infatti è stato registrato a nord-est nelle 24 ore seguenti. Come volatilizzato, agenti militari hanno battuto l'intera regione ma senza nessun risultato concreto, il che fa propendere le stesse fonti investigative per un'evasione organizzata da tempo, scientifica nei tempi e nei modi. Quasi sicuramente qualcuno lo aspettava nelle vicinanze di Santabona e gli ha consentito di far perdere le proprie tracce. Difficile comunque che il giovane sia ritornato in Albania, suo paese natale, dal quale tra l'altro era fuggito a suo tempo. Sulla sua testa pende una condanna da scontare a 16 anni per tentato omicidio, rapina, detenzione di esplosivi, spaccio. A Santabona si trovava da febbraio dopo l'arresto della squadra mobile in un casolare di Carbonera, diventato quartiere generale di una banda specializzata in furti, 50 quelli messi a segno nell'autunno scorso tra Marca e Bellunese, compresi alcuni assalti alle ville del Terraglio, un curriculum che per il direttore del carcere non lascia spazio a dubbi. È un soggetto pericoloso, nel senso che si è reso responsabile di alcuni reati di un certo spessore. Cosa dire alla cittadinanza? Ecco, io credo che le forze dell'ordine sapranno presto riprendere l'evaso. Non credo che avrà una lunga vita di latitanza. Questa è almeno la convinzione di Quagliotto, che a sua volta in queste ore sta portando avanti verifiche interne. C'è stato l'utilizzo di un oggetto non consentito, che non poteva essere in disponibilità delle persone, e pertanto è evidente che qualcosa ha fatto difetto. Su come la lima usata per segare le sbarre sia entrata nella casa circondariale non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella più suggestiva, ovvero il trasporto tramite drone, che certo sembra improbabile. Per il direttore di Santabona poi non ci sarebbe nessuna relazione tra l'aggressione di mercoledì, che ha creato scompiglio all'interno del carcere, e la fuga all'alba del giorno dopo. Non ci sono elementi per poter dire che ci sia un nesso fra i 2 eventi, perché il primo non ha causato la distrazione di forze rispetto al secondo, quindi non c'è stato un diversivo di fronte, ecco, in questo sempre usare un linguaggio militare, ecco, per capirci. Restano le polemiche sulla sicurezza dell'istituto penitenziario e la carenza di personale più volte denunciata dai sindacati, ma per Quagliotto l'allarme va circoscritto. Sono 135 dipendenti su una pianta organica prevista di 165, il 18% in meno. L'ultima evasione riuscita a Santabona risale al 1977, protagonista il brigatista Prospero Gallinari. Oggi il romanzo criminale si è aggiornato. In una nota all'SPP, il sindacato Polizia Penitenziaria parla di un abbraccio mortale fra criminalità albanese e 'ndrangheta. Lo stesso Pula è definito molto pericoloso, anche per questo la caccia all'uomo continua. Caccia all'uomo continua, quindi siamo in grado adesso di ricollegarci con il dottor Pezzul. Purtroppo la tecnologia non ci viene in aiuto, dottore. Eccoci qua di nuovo. Stavamo parlando appunto di questa escalation di violenze e ci interrogavamo sui perché, se c'è o meno una spiegazione, no? Perché si parla anche di amore malato, ma è un'espressione che viene sempre più contestata, forse anche giustamente, perché qui di amore non c'è proprio nulla. Assolutamente no, infatti è proprio anche un'espressione errata che a volte giustifica quasi gli atti di violenza o prevaricazione che possono intervenire. Non si tratta assolutamente di amore malato, ma si tratta di sofferenza emotiva, psicologica e relazionale importante. Come ogni sofferenza deve e può trovare sostegno prima che le situazioni diventino gravi, diventino cristallizzate o che possano appunto portare ad atti di violenza
di varia natura, non solo fisica, quelli fisici sono quelli più visibili ovviamente anche comprensibilmente, ma ci sono anche altre forme di violenza che possono essere agite all'interno della relazione di coppia e che possono essere psicologicamente estremamente pesanti. A volte c'è questa, in situazioni in cui si percepisce che non ci siano alternative o c'è una forte situazione di sofferenza, l'agito violento, l'azione violenta viene a volte percepita erroneamente come se fosse una soluzione. In realtà è l'esatto contrario della soluzione. E anche in questo periodo in cui si sente spesso parlare di fenomeni di femminicidio, di violenza, questo a volte può diventare, in psicologia si usa l'espressione effetto Werther, cioè quando si parla tanto di un argomento questo può portare a atti emulativi, può far considerare che è una cosa pensabile, è una cosa attuabile, sono disperato e la metto in pratica. Ecco, il messaggio che vorrei lanciare è proprio il contrario, non è una soluzione, ma è la cristallizzazione definitiva del problema, è il fallimento definitivo nella gestione del problema. Esistono molte risorse che invece possono aiutare nei servizi sociali, nei servizi sanitari, nei centri antiviolenza, che possono aiutare sia le donne ma anche gli uomini a confrontarsi con queste situazioni che appaiono disperate, ma che hanno spesso una possibilità di soluzione molto migliore, molto più efficace. Allora, le leggo un'espressione che si trova in uno dei provvedimenti giudiziari a carico di Zlatan Vasiljevic, l'uomo che ha ucciso la compagna e l'ex moglie nei giorni scorsi a Vicenza. In uno di questi provvedimenti si parlava espressamente di una concezione del rapporto uomo-donna di tipo padronale e dominante. Ecco, di fronte a un'espressione di questo tipo, non so se sia una diagnosi, che cosa sia, come si può fare? Come si deve intervenire? Cioè, ci sono dei margini di miglioramento e di intervento quando la situazione sembra così compromessa? È chiaro che qua c'è anche un fattore culturale profondo. C'è un elemento che, se vogliamo, è proprio a livello sociale anche ampio, a volte quello che potrebbe essere definito un non ce la faccio più e me ne vado via, ma mi porto via con me qualcuno che sento, tra virgolette, appartenermi, e questa è una delle visioni problematiche, critiche che ci sono in questo tipo di atti di omicidio o suicidio. Da questo punto di vista sì, è possibile intervenire. Molti degli interventi, ad esempio nelle situazioni di violenza di genere, degli interventi psicologici e che hanno mostrato efficacia, sono proprio tesi a prendere in carico da un lato la donna vittima di violenza, solitamente sono le donne a essere vittime di violenza di genere, anche se ci sono anche casi al contrario, ma sono ovviamente molto più rari, ma anche prendere in carico proprio la difficoltà a volte del partner di comprendere l'impatto che i suoi comportamenti possono avere e di rielaborare il tipo di atteggiamento e di vissuti che ha nei confronti della partner o delle partner. E questo si è visto che in molti casi ha effetti importanti nell'aiutare non solo a risolvere o ridurre le situazioni di violenza, ma anche nell'aiutare gli uomini che hanno messo in atto atti violenti a riflettere in maniera molto più funzionale rispetto a quello che stanno succedendo e anche a loro volta a ricostruirsi aspetti relazionali migliori e più soddisfacenti e più, diciamo, equilibrati. E quindi c'è la possibilità di riabilitare un soggetto del genere, se preso in tempo? Esattamente, sì. Bisogna utilizzare quelle reti di servizi che oggi ci sono e che magari 20-30 anni fa non c'erano, erano molto più marginali e sono rappresentate da tutto quell'insieme di possibili soluzioni di rete, i centri antiviolenza, il volontariato, i servizi sociali, le forze dell'ordine stesse, tutti quei protocolli che ormai si stanno sviluppando come buone pratiche che permettono una presa in carico integrata, se attivati tempestivamente, che riducono in maniera estremamente significativa i rischi per tutte le persone coinvolte, in primis per le donne e per i figli, i bambini, che possono essere coinvolti da queste situazioni. Ecco. Quindi l'invito è veramente usare queste risorse. E l'invito che viene fatto ovviamente ai potenziali, diciamo così, aggressori, ma è un invito che viene fatto ovviamente anche alle potenziali vittime. Assolutamente perché sì. Poi il tema è questo, si denuncia sempre di più, ma non basta ancora per certi versi. Poi c'è tutto il tema delle denunce che vengono fatte e sono in qualche modo o inascoltate o procedono, diciamo così, per altre vie. Però ecco, che cosa si sente di dire alle donne vittime di violenza e cioè quando è il momento giusto per staccare la spina di un rapporto che comincia a essere malato?
Appena ci si rende appunto conto che il rapporto è malato, in cui gli atti iniziano a essere percepiti come non una normale dialettica di coppia, ma come un assetto appunto in cui c'è una violenza anche psicologica, economica, sociale, relazionale. A questo punto, se si iniziano a notare questi segnali d'allarme, può essere utile iniziare ad avere un confronto, ad esempio con un centro antiviolenza, dove si può andare a parlare, a discutere, a valutare la situazione con personale esperto. E quindi le donne, in questo senso, se si sentono in situazioni di rischio per sé o per i figli, devono chiaramente attivarsi rapidamente. Ma anche gli uomini possono chiedere aiuto, o meglio anche sostegno, supporto nelle situazioni in cui sentono che si sentono in difficoltà e non riescono a trovare un rapporto equilibrato con la compagna. È molto importante poterne parlare, è molto importante e c'è un diritto-dovere, diciamo così, di richiedere e ottenere aiuto in queste fasi di vita. Ecco, c'è un concetto sul quale vorrei soffermarmi con lei, dottore, che è quello di dipendenza affettiva. O comunque di indipendenza affettiva, mettiamola così. Spesso c'è un approccio non sano nei confronti proprio della relazione. Assolutamente sì, si può utilizzare anche un termine di impasto relazionale. Quello che si vede è che in molti casi, nelle situazioni appunto che poi esitano in violenza di genere o anche in violenza fisica, come i casi di cui stiamo senza entrare nel merito di questi specifici, ma insomma come i casi di cui si parla spesso sui giornali, derivano da situazioni in cui c'è stato un invischio, cioè la situazione di violenza di genere è proseguita magari per mesi o per anni prima di arrivare a un livello successivo, in cui i due partner non riescono a sganciarsi tra di loro e rimangono in una sorta di dinamica di coppia disfunzionale che si è cristallizzata e che porta a diventare appunto in alcuni casi anche violenti. Allora, nel momento in cui ci si rende conto che si è invischiati in una dinamica in cui non ci si riesce a lasciare, gli atti di violenza però iniziano ad aumentare, le rivendicazioni di uno o dell'altro, in alcuni casi anche reciproche, sono estremamente importanti e continue, può essere veramente utile fare un piccolo momento di pit stop relazionale ed emotivo, andare a chiedere un parere, andare a chiedere una consultazione, andare a chiedere un supporto. Andare a chiedere un supporto non è dire che siamo deboli, dire che siamo fragili, dire che siamo incapaci di gestire le nostre emozioni, che è una cosa che a volte ferma soprattutto gli uomini dal chiedere aiuto. Gli psicologi hanno molti più pazienti donne che uomini, perché le donne da questo punto di vista spesso, non per fare generalizzazioni ma è un dato di fatto, sono più disposte anche socialmente e culturalmente a chiedere aiuto. Per noi uomini è un po' più difficile dire che ho un bisogno di aiuto emotivo. Bene, chiedere aiuto emotivo è un atto di coraggio, non è un atto di fragilità, è un atto per fare stare bene se stessi e la propria famiglia ed è una cosa che quindi dovrebbe andare molto bene a un uomo. Io chiuderei qui perché mi sembra che abbiamo toccato proprio il messaggio più importante. Chiedere aiuto, ovviamente, non avere paura, remore o vergognarsi. Sempre qui arriviamo sostanzialmente. Io la ringrazio, dottor Pezzullo, grazie davvero per questo collegamento e tutti gli stimoli che ci ha dato. A presto. Grazie a voi, salve. E noi ritorniamo alla cronaca, vi mostro le immagini che arrivano da Auronzo di Cadore, immagini di Stefano Bozzi che si trova sul posto con Fabio Fioravanzi, sono le immagini relative all'incendio che questa mattina all'alba ha divorato un camper, siamo nella zona di Palù San Marco, in comune di Auronzo di Cadore, all'interno un uomo che è stato trovato per l'appunto carbonizzato, non si conoscono ancora le sue generalità, potrebbe trattarsi appunto di un turista, quindi non di un residente in zona. Come vedete questo mezzo è stato letteralmente divorato dalle fiamme. Vi do questo aggiornamento per quanto riguarda invece l'elicottero. Stiamo seguendo tutta questa vicenda fin da questa mattina. L'elicottero scomparso è stato ritrovato, come sapete, inizialmente questo cratere, poi alcuni detriti. Sul posto sono arrivati gli uomini del soccorso alpino, della Guardia di Finanza e quant'altro, e posso dirvi in questo istante che i soccorritori hanno ritrovato prima
privi di vita tutti e 7 i passeggeri dell'elicottero, il pilota veneto quindi e 6 passeggeri, 4 di nazionalità turca e 2 di nazionalità libanese che erano appunto in viaggio d'affari qui in Italia. Si trattava di un volo diretto in un'azienda di Resana. Lo ha reso noto proprio in questi istanti la prefettura di Modena. La zona del ritrovamento è stata immediatamente posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria di Reggio Emilia, che ne ha la competenza. Quindi questo l'epilogo alle 14:26, così appunto questa è la comunicazione ufficiale della prefettura di Modena. Sono stati ritrovati quindi tutti i componenti dell'elicottero, tutti i passeggeri e il pilota padovano Corrado Levorin, 32 anni, di Polverara in provincia di Padova. Prima però di lasciarci, perché ormai siamo alle battute conclusive di questa diretta, vi mostro che cosa accadrà lunedì qui su Antenna 3, perché siamo pronti per una nuova maratona. Il verdetto in tempo reale, la gioia dei vincitori, la delusione dei vinti, le percentuali e l'analisi di un voto ancora una volta incerto è tutto da decifrare a partire dal dato sull'affluenza. Tutto è pronto ad Antenna 3 per la lunga maratona elettorale di lunedì a partire dalle 14, ospiti in studio e collegamenti dal territorio. Una non stop tutta da raccontare, come sempre rigorosamente in diretta, mentre tutti gli elettori veneti sono chiamati a esprimersi sui quesiti referendari per la giustizia. Sono 86 invece i comuni che rinnoveranno le loro amministrazioni. Tra le sfide cruciali Verona, Padova e Belluno. È qui soprattutto che le forze politiche misureranno il loro peso specifico dopo 2 anni di pandemia e con una crisi internazionale in atto, e questo in vista delle politiche del 2023, salvo colpi di scena. Dalle 14 quindi l'appuntamento è su Antenna 3, in contemporanea con l'avvio delle operazioni di scrutinio del voto comunale. La politica, l'amministrazione, il territorio, le reazioni a caldo e i comuni che dovranno andare al ballottaggio. Su Antenna 3 ancora una volta una maratona da correre insieme. Quindi insomma siamo pronti anche per raccontarvi tutti gli sviluppi di questa importante tornata amministrativa. Poi c'è anche il referendum. Siamo veramente a conclusione, soltanto un attimo, mi stanno arrivando anche altri aggiornamenti, altre immagini, le possiamo vedere, sono sempre relative al camper andato in fiamme all'alba di oggi ad Auronzo di Cadore. Insomma, metteremo in fila tanti argomenti questa sera a partire dalle 18:30 con il telegiornale regionale, alle 19 con Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Tanti appunto i fatti su tutti la violenza, l'ennesimo episodio, quello di ieri a Fossalta di Portogruaro, costato la vita a un'altra donna. Grazie alla regia, grazie ad Alessandro Granziera, a Marco Gagliazzo, grazie a tutti voi per l'attenzione e buon proseguimento di giornata su Antenna 3.